Massimo oggi. Ha un paio di assenze, Criaco e Riccio. Ma sono tutti là, no? È dall'inizio del campionato, quindi siamo sempre a questa emergenza, però non ho mai cercato alibi, giustificazioni. Abbiamo dei ragazzi che sono in grado di sostituire quelli che mancano, quindi ha sempre dato il massimo e sono convinto che ancora a oggi faranno una grande prestazione. Il miglior attacco del girone, difesa eccellente, insomma un equilibrio trovato certamente. Ma sì, un equilibrio trovato, ce lo stiamo portando sin dall'inizio. È chiaro che domenica abbiamo avuto questa battuta così poco felice, non lo aspettavamo, però insomma il calcio è questo, bisogna guardare avanti e noi sicuramente oggi abbiamo la possibilità ancora di rimanere lì ancorati per il primo posto. Eccoli qui i tifosi dell'Avellino pescati da Massimiliano Mazzon, ne hanno fatti di chilometri e quanti per vedere la loro squadra. Allora noi, visto che siamo sui tifosi dell'Avellino, vediamo insieme quella che è la formazione, cosa andranno a vedere oggi della loro squadra, cosa ha deciso Antonello Cuccureddu, e poi vedremo anche insieme quello che è l'impianto tattico della squadra. Allora Avellino con Cecere, poi Puleo, D'Andrea, Nicoletto Moretti, Cinelli Fusco, Ametrano, Rastelli, Biancolino, Ghirardello. Mario Facco, l'impianto tattico. Impianto tattico, un 4-4-2, un po' messo con 4 difensori, Cecere in porta, Nicoletto, Puleo, D'Andrea e Moretti in linea chiaramente in difesa. Poi a centrocampo c'è Ametrano, Cinelli, Fusco, Rastelli che farà il tornante di fascia sinistra, farà il centrocampista, però pronto a sostenere i due attaccanti Ghirardello e Biancolino. Appunto in possesso palla l'Avellino diventerà un 4-3-3. Effettivamente avere Rastelli, un giocatore insomma di grandissimo spessore, vuol dire anche utilizzarlo ovviamente in propensione d'attacco, come spiegava Mario Facco. Vediamo insieme come risponde il Padova di Renzo Olivieri con Colombo, Antonaccio, Mariniello, Antonioli, Florindo, Statuto, Romondini, Zecchin, De Franceschi, Ginestra, Greco. Anche il Padova con un 4-4-2, però con un centrocampo messo a rombo. In difesa Colombo, Antonioli, Antonaccio, Mariniello e Florindo. Eccolo qui il centrocampo. Statuto davanti alla difesa, De Franceschi dietro, Ginestra e Greco le due punte, Romondini a destra e Zecchini a sinistra. Possiamo andare anche con le panchine, chi ha scelto di portare con loro i due tecnici. Come detto, insomma, è importante per il Padova certamente il recupero della Grotteria. Proprio il Padova, Rossi, Bianchi, Tarozzi, Manetti, Bedin, Maniero, la Grotteria. Risponde invece la panchina dell'Avellino con Musella, Evacuo, Basto, Lavanin, Leone, Montesin e Millesi. Allora, dicevamo due squadre che hanno finora giocato molto bene, hanno fatto vedere delle cose interessanti. L'Avellino ha recuperato diversi punti a Rimini, non ci si aspettava, l'abbiamo detto anche nella scheda, ce l'ha confermato Cuccureddu, la battuta d'arresto con il Benevento. Le parole insomma spesso qui sono retoriche ma sono anche reali, ovvero un derby poi è sempre un derby. Ma intanto quando c'è un testa a testa bisogna saper gestire anche le sconfitte. Lo ha fatto il Rimini, lo ha fatto l'Avellino, lo ha fatto anche ora prima il Napoli, però sono squadre, potenzialmente le migliori squadre del torneo, senza dubbio, non ce ne vogliono le altre società, però è un testa a testa, un Avellino che ha fatto un campionato strepitoso e che ora si trova appunto con questo Padova, un Padova che, come abbiamo già detto, ha settato di punti perché vede pochissimo avanti la zona playoff e credo che poi sia il vero punto di riferimento per la squadra di Padova. Tra l'altro una piccola battuta per quanto riguarda Mario Facco, perché se non sbaglio concludesti la carriera nell'Avellino, poi hai cominciato ad allenare la primavera dell'Avellino, però tuo papà era nato a Padova, quindi siamo certi che non farai il tifo per nessuno. No, io non faccio mai il tifo per nessuno, io sono sopra le parti, a me piace vedere giocare bene, seguo molto la C1 perché penso che la C1 sia veramente una categoria spesse volte troppo sottovalutata. Da qui sono partiti giocatori importanti che adesso stanno giocando nella massima serie. È il 10° confronto ufficiale tra le due squadre, il bilancio che vede 2 successi del Padova, 2 pareggi, 5 affermazioni dell'Avellino, ma tutte casalinghe. Il Padova in casa con l'Avellino è imbattuto, 5 reti segnate dai biancorossi, 9 gol invece realizzati dai biancoverdi. Notare dato che il Padova non ha mai perso, come dicevamo, nei 4 incontri disputati in casa. Il bilancio ci dice 2 vittorie e 2 pareggi con 3 gol segnati dai biancoscudati veneti ed una sola rete subita. Tra l'altro diversi scontri si ricordano in Serie B tra queste due squadre, soprattutto a cavallo tra il termine degli anni 80 e inizi degli anni 90. Le squadre stanno entrando in campo. In prima fila c'è certamente uno di quelli che gli arbitri migliori di questa categoria, ovvero Maurizio Ciampi della sezione
Aia di Roma, nato il 24 novembre del 1972. Per lui ci sono 44 direzioni in C1, 15 vittorie interne, 9 pareggi, 9 vittorie esterne, 19 incontri quest'anno, ha arbitrato 15 in C1, 2 in C2, 2 di Coppa Italia. I precedenti ci dicono che con il Padova ne ha 3, 2 vittorie, 3-1 col Cesena, 1-0 con la Carrarese, un pareggio, 1-1 con la Lucchese. L'Avellino invece ha 4 precedenti, una vittoria, 2-0 nel derby con il Napoli e un pareggio, 0-0 con la San Benedettese, 2 sconfitte, 2-0 con il Giuliano, ma era Coppa Italia, 2-0 invece il campionato con la Fermana 2 anni fa. Il primo assistente è Fratini di Arezzo, il secondo Sabatini di Ancona. Vediamo proprio Ciampi che va a stringere le mani ai giocatori in questo gesto di fair play. Come detto Mario, insomma un arbitro certamente importante per una gara di questo tipo, ci voleva un arbitro di spessore. Beh, direi proprio di sì, questa è una partita importante, d'alta classifica, giusto portare uno dei migliori arbitri della categoria. Quanto mancherà a tuo avviso Criaco, soprattutto un giocatore di quell'esperienza in campo, in difesa? E tanto attenzione perché Massimiliano Mazzon ci pesca Romondini, Fabrizio Romondini, 27 anni, centrocampista, ce lo va a pescare perché oggi gli applausi sono tutti per lui perché fa 100 partite in Serie C1, complimenti. Complimenti, sì, effettivamente Romondini è un ottimo giocatore, gioca a Padova da diversi anni, l'ho visto giocare sempre molto bene, giocatore generoso, di qualità e anche di quantità. Poco fa abbiamo sentito appunto Olivieri che giocava con 2 centrocampisti davanti alla difesa, Romondini a destra e Bedin a sinistra. Ora Romondini fa un po' il centrocampista di fascia destra. Abbiamo visto anche Antonello Cucureddu, nato dal Ghero il 4 ottobre del 1949, questo invece è Renzo Olivieri, come detto, di Sian Miniato, provincia di Pisa, uno dei decani. Lui cominciò ad allenare nel 66, l'anno dell'alluvione, nel Cuoio Pelli in Serie D, e cominciò ad allenare lì perché lui era in quello staff di quella squadra. L'allenatore di quel tempo era di Firenze, non poteva spostarsi, quindi misero lui ad allenare la squadra e cominciò così la sua grande carriera. Sì, grande carriera importante di un ottimo tecnico che molto umilmente si è calato in questa categoria, ma lo fa in modo molto buono e molto professionale. Tanto Antonioli, il capitano del Padova, che attacca, come vedete, da sinistra a destra dei vostri teleschermi, viene a prendere palla a centrocampo Ginestra, cerca di svariare, poi il pallone però intercettato a centrocampo. Ghirardello dell'Avellino messo giù, calcio di punizione. Ciampi ha subito indicato il punto del fallo, qui vediamo, c'è certamente gamba tesa, gioco pericoloso. Sì, abbiamo visto gamba tesa sempre, inizio abbastanza importante con grande pressing, abbiamo visto a centrocampo. Sul punto di battuta Moretti, tutti dentro, attenzione ai blocchi in aria, il pallone sfila via, mette fuori però Marniello con ottima scelta di tempo. Ancora Fusco a cercare sulla sinistra lo scatto di Rastelli, era in posizione regolare però non ci arriva, e subito Colombo aziona Antonioli. Buona partita a saltare Moretti, poi attenzione a centrocampo perché tenta di inserirsi Cinelli, il pallone nuovamente però fermato, ancora calcio di punizione, questa volta è stato steso il numero 4 Fusco, va a scusarsi Statuto, Francesco Statuto, anche lui giocatore di grandissima esperienza, cominciò con la Roma, ha giocato. Olivieri, Marco, ha già richiamato ai propri compiti Antonioli perché Rastelli crea qualche problema sulla fascia sinistra e Olivieri ha invitato il capitano biancoscudato a restare proprio in zona, a stargli molto attaccato. Attenzione a Moretti, il suo tiro direttamente in porta, finisce sul fondo, qui pallone cercato con la potenza dal terzino sinistro, vediamo, totalmente sballata la sua conclusione. Sì, Moretti c'ha un grande tiro. A proposito di Rastelli, avevamo detto è un giocatore che parte largo sulla sinistra, è un centrocampista, ma in possesso palla va subito avanti e va a formare un 3 punte con Biancolino e Ghirardello. Rinvio per Roberto Colombo col sinistro lungo a scavalcare la metà campo, prova a intercettare con il colpo di testa a Ginestra, il pallone poi sfila, non riesce però nel controllo greco. Ancora possesso palla però con Romondini. Centrocampo poi Statuto, molto corta il Padova, molto aggressivo l'Avellino che non lascia spazio. Ora attenzione perché prova a distendersi in velocità, era buona l'idea da parte di Ginestra, cercava l'inserimento di Greco nel corridoio, ancora Greco in pressing, poi il pallone al limite dell'area dove va Ivone De Franceschi, allarga sulla sinistra, sale Zecchin, il suo traversone taglia tutta l'area, prova a rincorrerlo Ginestra, non può arrivarci. Molto bene però questa azione del Padova che ha fatto tutto in velocità, poi ha mancato nel cross
veramente un cross sbilenco, però due squadre che si stanno affrontando a viso aperto con molto pressing a centrocampo sul portatore di palla. Alza un campanile Fusco, il colpo di testa del capitano del Padova Antonioli, in zona però Moretti che lascia sfilare, quindi fallo laterale, accende al pressing Greco assieme a lui Ginestra che però è fermo in avanti. Nuovamente il recupero di Antonioli molto attivo in questa prima parte assieme a Romondini sulla parte proprio di destra, sull'auto di destra il Padova, l'anticipo netto da parte di Puleo, il capitano dell'Avellino, ancora un campanile, colpo di testa riuscito a Ginestra, non riesce però a azionare Greco, ora prova a distendersi l'Avellino, nuovamente però Antonioli gioca con Antonaccio, un po' pericoloso perché c'è il pressing di Rastelli, il pallone però finisce in fallo laterale. Sì, sulla fascia destra, cioè sulla fascia destra del Padova dovranno stare molto attenti, ha ragione Olivieri a stare in campana su quella fascia, perché c'ha Rastelli e Moretti che io reputo uno dei migliori terzini fruttificanti della categoria. Tutto di prima intanto il colpo di tacco di Rastelli, poi ha cercato la girata a Ghirardello notevolmente alta, però sulla traversa rivediamo qui il numero Rastelli, il colpo di testa di Biancolino di prima, poi Ghirardello girava, se fosse entrato quanto nello specchio della porta sarebbe stata certamente un'azione ancora più bella. Ecco, se posso intervenire, se Olivieri prima richiamava Antonioli soprattutto su Rastelli, adesso invece è Cucureddu che insiste soprattutto perché Puleo e D'Andrea stiano molto attaccati a Ginestra, cioè gli diano poco spazio soprattutto sulle ripartenze del Padova. Cerca la profondità Antonioli, allora il retropassaggio di Puleo a chiamare in causa Cecere, un po' in difficoltà, nuovamente verso Puleo, gioca bene con i piedi l'estremo difensore dell'Avellino, poi la profondità ancora di Puleo, il colpo di testa tentato da Ghirardello anticipato, però poi ancora lui che recupera sulla destra, allora Metrano, Raffaele Metrano il suo destro, il pallone smorzato, qui sta per uscire un pasticcio, Colombo poi esce in due tempi. C'è a terra in giocatore del Padova, si tratta di Romondini. No, Florindo. Vediamo Florindo, iniziamo Stefano Edel, Ciampi qui va a chiamare la barella, rivediamo. Ecco il gomito, Sì, attenzione. ha toccato Biancolino, qui però lui si alza per cercare lo stacco, braccia un po' larghe, qui la rabbia di Renzo Olivieri. Eccolo qua. Perché ha visto il gomito, sì, ha visto il gomito. Il gomito alto. Si scusa con l'arbitro che non aveva chiarito. Vedi che fa segno del gomito, è partito. Si chiarisce con Fratini, scusa Mario, con il primo assistente. Sì, gli fa segno, eccolo qua. Che salta, ecco il gomito avanti. E poi il da fallo qui poteva anche starci, parte un'azione importante dell'Avellino che infatti, va in contropiede. Diciamo che Ciampi ha visto bene perché ha dato la norma del vantaggio. Sì, ha dato la norma del vantaggio, comunque Olivieri giustamente segnala all'assistente Frattini appunto che no, mi scuso, il fallo l'ha fatto il giocatore dell'Avellino, appunto, perciò lui voleva che si fermasse, giustamente voleva il fallo sì. Si è rialzato intanto Florindo, pallone in avanti ancora in profondità, l'anticipo di Puleo, riesce però a intercettare ancora una volta Greco che gira largo su Zecchin, chiama a salire il difensore, traversione al centro, Ginestra attento al colpo di testa, viene però fermato dalla morsa dei difensori dell'Avellino. Allora riparte ancora la squadra di Cucureddu, Moretti, su quell'out c'è Rastelli, viene messo giù in maniera fallosa piuttosto veementemente da Antonioli, vediamo Rastelli abbastanza dolorante, qua lo va a redarguire e a ammonire verbalmente l'arbitro. Sì, l'entrata è stata molto decisa, non credo che ci sia stata volontarietà, forse eccolo qui lo rivediamo. Sì, proprio fuori misura, diciamo. Sì, confermo. Sì, no, anche perché eri lì Stefano, vai. Da bordo campo confermo che è stato un intervento in questo momento il massaggiatore sta gettando proprio la bomboletta di ghiaccio spray sulla caviglia destra di Rastelli, è un intervento proprio sul piede dell'attaccante. Possiamo chiamarlo intimidatorio questo intervento, meno male per Rastelli che non aveva la caviglia, il piede destro appoggiato. Ci poteva scappare il cartellino giallo sicuramente. È vero, avrebbe potuto essere cartellino giallo, evidentemente Ciampi l'ha ammonito verbalmente, sarà per la prossima. Tanto ancora il pallone fuori perché è rimasto dolorante Ghirardello, Biancolino rimasto dolorante da uno scontro con Antonioli mentre rientrava proprio Rastelli. Vediamo a terra attenzione perché Rastelli sta zoppicando vistosamente. Ecco, rivediamo qui intanto, Mazzon ci propone anche questa immagine, è Ghirardello che commette fallo su Antonioli, poi lui stesso ricadendo si fa male. Anche per lui cure mediche. È caduto male sulla caviglia sinistra.
Stefano Ghirardelli una trattiene nel 73, 13 stagioni in Serie B per lui, con tantissime squadre: Venezia, Genoa, Cittadella, Savoia, Verona, conditi dalla bellezza di 70 gol nel torneo cadetto. Colpo di testa in anticipo da parte di Cinelli, prova ad azionare in avanti Biancolino. Attenzione perché sbaglia la difesa del Padova, qui un po' di superficialità di Mariniello, non riesce comunque ad intervenire Biancolino, fallo laterale inquadrato proprio nel numero 9 dell'Avellino. Sale Moretti con le mani, Rastelli lascia a lui il compito della rimessa in gioco, poi chiede palla, scambiano, Moretti può effettuare il traversone col sinistro dentro, il colpo di testa tentato ancora una volta da Biancolino, poi però smorzato, finisce tra le braccia di Colombo. Non vi dico l'espressione di Olivieri su quel retropassaggio di Mariniello piuttosto corto, è tutto un programma. Sì, in questa partita, attenzione, intanto qui gamba tesa, in questa partita è vietato sbagliare, sono in campo dei giocatori importanti, se sbagli ti possono castigare. Però intanto rimesso ancora in gioco da Cinelli, poi Fusco, Nicoletto, attenzione perché vanno ad accorciare da quel lato gli attaccanti del Padova, il pallone in profondità. Prova a mettere un po' di ordine in statuto, ci riesce ad azionare da quel lato Greco che prova a partire, ha agganciato il calcio di punizione, su lui ha commesso Cinelli il fallo, ha colpito il pallone, vediamo qua il Fusco, colpisce il pallone, forse si aiuta con l'anca. Antonioli, gira ancora per Romondini, c'è Statuto, prova lui adesso ad alimentare ma non ci sono varchi, allora chiama ancora Antonioli che si propone, si prepara per il traversone, poi il suggerimento basso invece, prova a partire Ginestra, cade a terra, non c'è fallo, Moretti poi spazza fuori il pressing di Greco, lo mette in apprensione. Ecco Marco, quello che Cucurella continua a richiamare ai suoi è soprattutto il fatto di stare molto corti e di stringere soprattutto in pressing sul Padova sui portatori di palla della squadra di Olivieri. Greco dentro, rasoterra, la finta, il pallone per Zecchin, setta la botta al volo, è stato intelligentissimo in questo caso De Franceschi a far sfilare, poteva calciare a rete Zecchin, il viso interdetto, qua ottimo il velo del numero 7 del Padova, poi il tiro viene contrato in calcio d'angolo. Riparte rapidamente Statuto, dentro sul secondo palo c'è Ginestra, però il pallone in zona Cecere che sicuro può bloccarlo. Io direi che questo Avellino è molto corto. Avevamo visto prima in possesso di palla gli avversari, l'Avellino aveva solamente un giocatore sopra la linea della palla, tutti gli altri erano dietro, perciò una squadra molto corta e come diceva Marco Lollobrigida pochi spazi in avanti. Fatto Zecchin, sale da quel lato ancora il Padova che prova, poi però riesce a recuperare molto bene la difesa dell'Avellino, prova ad impostare adesso Cinelli, c'è un po' di spazio in avanti, il pallone per Ghirardello, riesce però a intercettare il pallone Romondini, poi Florindo, riparte ancora Statuto, lo vanno a chiudere, allora Statuto col destro, il pallone Romondini che riceve, riesce a intercettare un pallone non facile, poi c'è Fusco in anticipo, di prima Antonioli cercava il suggerimento in avanti troppo profondo verso Cecere, molto attivo comunque il capitano del Padova in questi primi 11 minuti e 7 secondi. Sì, ha cercato un lancio lunghissimo sulla sinistra. Ghirardello va l'1 contro 1 su Mariniello, prova a saltarlo, non c'è fallo, l'arbitro guarda malamente l'attaccante dell'Avellino, può ripartire allora Romondini che propone per Statuto, di prima ancora indietro Mariniello, ancora Mariniello, la chiusura di Rastelli su Antonioli che mette avanti, Moretti però di testa riesce a anticipare ancora Statuto, dentro per De Franceschi, Zecchin va a sostegno De Franceschi, sale anche Florindo, Zecchin col sinistro, dentro De Franceschi si gira, il pallone però viene contrato perfettamente da parte di Andrea che è uscito dai blocchi difensivi, ha letto tutto. Ancora in avanti allora Avellino che si affida adesso a un lancio lungo a scavalcare il centrocampo, il colpo di testa di Antonioli in anticipo, recupera ancora però l'Avellino, l'apertura è per Rastelli che si propone, cambia passo, cambia direzione dentro, troppo morbido, Mariniello, poi Romondini al limite dell'area, a cercare Zecchin, chiede palla De Franceschi, esce ancora una volta da Andrea, allora fuori misura De Franceschi, il pallone poi di Nicoletto, profondo, Colombo. Sì, è una partita diciamo della paura, nessuna squadra si vuole sbilanciare, cercano di impostare il gioco, però non scoprendosi, questo l'abbiamo visto prima Rastelli da parte dell'Avellino e poi dall'altra parte Zecchin che più o meno fa lo stesso gioco. Ha commesso fallo Ginestra, secondo l'arbitro Ciampi, ha battuto praticamente Puleo, c'era un corpo a corpo tra i due al limite dell'area, rivediamo. E ha ragione l'arbitro Ciampi, Ginestra con il gomito sinistro si è aiutato,
Cinelli per Rastelli, cambia direzione, non c'è fallo, l'anticipo netto questa volta sul giocatore dell'Avellino. Allora prova a riproporre Greco, ora viene a prendere palla dietro Romondini, poi scambia ancora sulla metà campo dove sale De Franceschi, dentro in profondità a cercare un varco per Greco, viene però anticipato perfettamente, poi Moretti, un retropassaggio un po' improvvido, ma mette il capitano Puleo indietro per Cecere, si ferma Greco, c'è anche De Andrea in quella zona, allora preferisce la battuta in avanti di Cecere, totalmente sbagliata, Florindo, da quel lato c'è Ametrano, il tackle scivolato, buon lavoro di Ametrano, Zecchin in un secondo tempo prova a portare via il pallone, poi è Ghirardello che intercetta, è rimasto a terra però Ametrano, quindi il pallone viene messo fuori. Ametrano che forse si è fatto male con uno scontro con Zecchin che è entrato in scivolata, adesso vediamo se riusciamo a rivederlo, vediamo che si tiene la caviglia a destra. Sentiamo anche Edel, intanto tra poco avremo proprio questo contatto, ecco qui, vediamo Florindo, il Rastelli va a lui, in un primo momento qua il tackle scivolato dove porta via il pallone a terzino sinistro, vediamo Zecchin. Forse gli cade sopra, sì, gli cade sopra, sì. Gli cade allora sopra. Si gira probabilmente no? gli cade sopra. Il piede. È vero. Sentiamo le due panchine con Stefano Edel. Sì, dunque Olivieri è abbastanza tranquillo adesso dopo alcune delle sue proverbiali uscite all'inizio, soprattutto nei confronti dei difensori, perché chiaramente sia Ghirardello che Biancolino sono due elementi pericolosissimi da tenere in massima considerazione. Mentre per quello che riguarda Cucureddu stava seguendo soprattutto l'evoluzione dell'infortunio di Ametrano, dell'incidente capitato a Ametrano, però lo vediamo abbastanza tranquillo. Ripeto, come diceva giustamente Facco, questa è una squadra che gioca, l'Avellino gioca un calcio estremamente redditizio proprio perché è corta, l'allenatore chiede di stringere il più possibile soprattutto le file tra difesa e centrocampo. Fusco cerca di azionare in profondità Biancolino, ma l'1 contro 1 Biancolino, copertura per da quel lato c'è Florindo, Antonaccio che con molta intelligenza spezza che il pallone esca fuori, va a coprire col mestiere. Guardate Antonello Cucureddu, lui ha cominciato ad allenare nel settore giovanile della Juventus vincendo un campionato primavera, un Viareggio nel 93-94, una Coppa Italia l'anno successivo. Al suo attivo c'è anche una promozione in Serie B col Crotone nel 99-2000. Tra l'altro ha avuto un'esperienza in Libia Cucureddu dal 2002-2004, 2 anni con l'Al Ittihad, squadra libica, la quale faceva il tifo proprio Gheddafi, tra le altre cose. Credo che siano tutte esperienze positive per un allenatore andare ad allenare lontano dall'Italia. Ginestra allarga tutto, chiama a salire Florino, c'è Zecchin libero da quella parte a sostegno, allora ancora va a puntare a Metrano, poi Zecchin, pallone contro uno su Nicoletto, pallone dietro per Statuto, non ci sono varchi, nuovamente Zecchin, scambiano i due, cerca un varco, il pallone per Florino, può salire, dentro cercava lo schema, riesce a intercettare però l'Avellino, poi fuori allontana D'Andrea, pallone però nuovamente dalle parti di Antonaccio, cerca di mettere il pallone in campo adesso il Padova, qui però fa sfilare via Nicoletto, fallo laterale quando sono tutti al 16esimo che sta terminando, quasi 17esimo in corso, 0-0, tiri in porta 0. È partita difficile per tutte e due le squadre, due squadre che non si vogliono scoprire, più o meno con la stessa tattica, perché anche se hanno un centrocampo disposto in un modo diverso, hanno sempre due punte, una davanti e una dietro, e poi hanno i centrocampisti che sanno però inserirsi. Per questo possono giocare un calcio corto, perché appunto con i centrocampisti che si possono inserire passano da un 4-4-2 a un 4-3-3 con semplicità. Tanto calcio di punizione ancora per un fallo su Ametrano che abbiamo visto imbufalito nel replay che ci ha proposto Mazzon dalla regia. Tant'è la profondità, colpo di testa in anticipo perfetto di Mariniello che sceglie il tempo in maniera ideale, poi Greco porta via un pallone, allora Greco può volarsi, Greco c'è Ginestra, Greco tutto solo, lui è mancino, ancora Greco, forse si porta via il pallone, intelligente comunque De Andrea a trascinarlo fuori, cede poi a Zecchin, se va per il traversone corto c'è Nicoletto, ancora Zecchin, bravo nel numero del dribbling, Zecchin dentro, il velo da parte di Greco, si era accorciata la linea d'attacco del Padova, qui sono stati sfortunati, ottima comunque la copertura difensiva dell'Avellino. Sì, la difesa dell'Avellino è sempre molto attenta, lo vediamo poi anche in diagonale difensiva, avevamo visto prima molto bravo D'Andrea a coprire appunto Zecchin. Florindo dentro, ancora intercettato per un attimo dal numero 8 Cinelli, ancora prova il Padova, viene però fermato, c'è anche un fallo su Nicoletto. Sentiamo cosa dicono i due allenatori, perché giustamente Mario
insomma, ha letto la gara in maniera ottimale, quindi se ci sono degli sbocchi da parte degli allenatori, se ci sono soprattutto dei suggerimenti per le squadre, Edel. Ma direi che quello che ha detto Facco viene confermato proprio sul campo in questo momento anche dalle disposizioni delle due panchine. Devo dire che Cuccureddu sembra abbastanza tranquillo e soddisfatto finora del rendimento dei suoi. Insiste, ripeto, soprattutto sul fatto di tenere questi due settori, centrocampo e difesa, molto vicini tra di loro. Proprio invita a chiudere addirittura ogni volta su Ginestra quando il Padova riprende palla, mentre dall'altra parte Olivieri è preoccupato soprattutto dalla disposizione della difesa della retroguardia per evitare che nelle sue avanzate, come in questa occasione, guarda adesso che palla gol che è stata costruita proprio dagli Irpini, ecco, proprio perché si evitino queste situazioni di tre quarti che possono entrare tranquillamente nel meccanismo difensivo del Padova. Intanto vediamo, qui c'è il calcio d'angolo, però dal replay sembra che nessuno abbia toccato sul tiro a incrociare da parte di Moretti, comunque ammetrando la bandierina. Attenzione agli blocchi in area, Biancolino, c'è anche Ginestra in copertura, fuori invece uno schema, è appostato Cinelli, Moretti è un buon sinistro, si allunga troppo il pallone, Ginestra è bravo nel contrasto, con ancora possesso palla del Padova, potrebbe ripartire, viene però fermato Romondini in fallo laterale. Ivone De Franceschi, per lui un'esperienza anche nello Sporting di Lisbona nel 99-2000, ha vinto uno scudetto portoghese. Sulla panchina c'era Materazzi che però non terminò quel campionato, fu esonerato dopo 5 gare, 3 vittorie e 2 pareggi. In ogni caso De Franceschi è campione portoghese. Tanto statuto corto Romondini che riceve e si propone dentro a cercare la profondità, Greco, si alza la bandierina però dell'assistente Fratini e Facco annuisce come per dire giusto, un fuorigioco netto di 3 metri, la difesa dell'Avellino era salita, il Greco non se n'è accorto, è rimasto al di là della linea difensiva. Se vi può incuriosire, c'è stato un siparietto poco fa tra Olivieri e proprio Frattini, e Olivieri rimproverava Frattini di non aver segnalato forse qualcosina su un fallo di partenza da parte dei giocatori dell'Avellino. Francamente non mi è parso che questo fallo ci fosse. Ma Olivieri è un allenatore esperto, cerca di condizionare anche l'assistente. Biancolino, suggerimento di Muretti, troppo profondo, il pallone finisce abbondantemente fuori, quindi nuovamente rinvio. Renzo Olivieri, eccolo qua, lui che tra l'altro non ha mai vinto i confronti diretti con Cuccureddu, questo è il terzo. La prima volta si incontrarono nel 98-99 in Serie B, Napoli-Ternana, Napoli, Olivieri, Ternana, Cuccureddu 1-2 e quest'anno Avellino Padova 3-1. Adesso si sono parlati lui e Ginestra chiedeva la possibilità di potersi muovere più centralmente, non di svariare più all'esterno. De Franceschi per Zecchin. Ancora Zecchin si propone, si ferma, Nicoletto non lo molla, buono nel movimento e poi l'intelligenza qua tattica, certamente l'esperienza di Nicoletto, comunque lui l'ultimo a toccare. Calcio d'angolo, quando si distende il Padova in contropiede spaventa di più rispetto all'Avellino, un po' più contratto. Sì, questo Zecchin che è un giocatore molto attivo sulla fascia sinistra. Poi lui che stringe sul primo palo, il secondo palo invece c'è Greco, Ginestra dentro. Però nella zona di Marignello che però viene anticipato, recupero Statuto, nuovamente sulla fascia, il pallone però arriva ma non è buono, quanto si alza la bandierina di Fratini, tra l'altro tra il dissenso del pubblico. Il dissenso del pubblico, però credo che Fratini abbia atteso che la palla andasse sull'uomo che era in fuorigioco per sbandierarlo meglio di lui, e credo che non lo possa aver visto nessuno, ma anche in questo caso abbiamo visto come l'Avellino, in questo caso veramente squadra non corta ma cortissima, tutto l'Avellino nella propria area di rigore. Moretti in profondità, non c'è il fuorigioco, allora fa sfilare il pallone di Ghirardello, troppo però permette il recupero da parte della difesa del Padova, fallo laterale. Ecco, adesso si ritorna in attacco per il Padova con Ginestra centrale. Attenzione dentro, Ghirardello, Biancolino col sinistro a incrociare, rete, no, fallo, pardon, perché l'arbitro aveva interrotto tutto prima, effettivamente sembrava aver caricato l'attaccante dell'Avellino. Ecco, qui lo rivediamo, eccolo qua che gli salta addosso con il braccio sinistro, sì. Lo tiene a terra, butta giù Antonacci. Dal grande goleador calcia di sinistro sul palo lungo, però l'arbitro aveva già fischiato. Colombo, rinvio lungo, Buleo va a staccare, lo anticipa però Ginestra, allora Greco di forza prova ad andare via col destro alto, anche perché viene deviato da Moretti, quindi sarà calcio d'angolo.
battuta per De Franceschi, molto attivo. Le posizioni dietro le punte, va a variare sia a destra che a sinistra. Sì, De Franceschi che me lo aspetto dietro le punte, però spesse volte rientra nel centrocampo e il trequartista lo fa Zecchina appunto a sinistra partendo dal centrocampo. C'è anche Statuto sul secondo palo, il pallone dentro, sta per rischiare l'autorete con un tocco Ghirardello. Ancora calcio d'angolo, vediamo qui, pallone che danza, finisce abbondantemente fuori, però insomma rischioso. De Franceschi a cercare ancora Statuto, prova a cercare il fondo, ovviamente però De Franceschi potrebbe girare, così è per Zecchina, zona tiro col sinistro, raso terra troppo morbido, non può spaventare il portiere Cecere. Sì, calciata male, la palla ha battuto terra diverse volte, però abbiamo visto anche in questo caso come la difesa dell'Avellino è salita tutta in linea, lasciando addirittura 3 uomini in fuorigioco. Cecere al rinvio, colpo di testa di Statuto, Ginestra adesso sulla sinistra, poi Nicoletto cercare D'Andrea che vuole la profondità, Ghirardello di testa chiama a salire a Metrano, dentro a cercare Biancolino, si alza ancora la bandierina, questa volta però di Sabatini, il secondo assistente, era scattato troppo prima il numero 9 dell'Avellino, che ha qualcosa da dire proprio all'assistente dell'arbitro. Sì, effettivamente le 2 punte dell'Avellino questa sera non sono molto assistite, ma poco fa abbiamo visto Ghirardello andare a rete, anche se a seguito di un'azione non limpida, un giocatore che si è aiutato, però da qui abbiamo visto come questo giocatore vede la porta. Statuto, si alza adesso la bandierina dell'assistente Greco, perché non era in fuorigioco con Zecchina, quindi ovviamente Fratini ha voluto vedere, qua abbiamo visto anche insomma un complimento di Greco all'assistente. Intanto sale Rastelli, va a cercare Moretti che è a sostegno, ancora Moretti non viene però mollato, Antonio lo mette Rastelli, si allunga troppo il pallone, permette il recupero di De Franceschi, poi cambia direzione De Franceschi, qui a servire Greco, sull'out prova a salire Ginestra, però è 1 contro 3, allora cambia tutto molto bene il numero 10 il Padova per Zecchin. Sale alto Florindo, ancora Zecchin, ma l'1 contro 1, è libero Romondini, dentro invece a cercare Greco, il pallone filtra, qui non c'era il fuorigioco, è riuscito però ad arrivare De Franceschi, buona idea del Padova. Sì, ottima azione con questo prolungamento, eccolo qua, c'è il triangolo di Greco, ma è troppo profondo, però buona l'idea di giocare la palla di prima intenzione. D'Andrea di testa allontana, poi Florindo agganciato, il calcio di punizione, Metrano va a dire qualcosa. Vediamo qui, non sembrava un contatto così evidente in questo caso. Sì, comunque attenzione, non è fuori gioco qui. Ginestra, dentro c'è solo Greco, all'1 contro 1, grande scelta di tempo di D'Andrea che poi allontana, però è nuovamente recuperato dal Padova. Statuto, Romondini è bravo qui con calma, ma il possesso va da De Franceschi dietro a cercare Greco, sinistro, il pallone, Cecere che mette in calcio d'angolo il sinistro improvviso di Greco, azione pulita, questa forse è la prima azione vera da gol. Ecco, Cucureddu comincia ad innervosirsi. Sì, anche si sta un po' preoccupando anche. De Franceschi intanto, sale anche Marignello, invece fuori ancora a cercare Zecchina, la seconda volta che cerca lo schema il Padova. Statuto mette giù, ancora De Franceschi dentro a rientrare, il colpo di testa però a mettere fuori di D'Andrea, poi Moretti vuole la profondità, la trova con Ghirardello, va da quel lato, prova a salire Rastelli, la copertura però di Marignello che non vuole problemi, allora chiama all'intervento Colombo. Sì, in presentazione di partita abbiamo parlato dei migliori attacchi del campionato, ma mi sembra che in questi primi 20 minuti 25 minuti di partita stiamo ammirando invece le difese. Fa pensare che aveva ragione Olivieri nell'intervista pre-gara quando ha detto i numeri dicono che siamo dei grandi reparti d'attacco, vorrà dire che sarà una gran partita delle 2 difese. Penso proprio di sì, almeno così sta dicendo questa gara. Greco per Zecchin, potrebbe andare lui al traversone, invece va a puntare Nicoletto, il pallone poi però finisce sul fondo, toccato proprio dal terzino destro dell'Avellino, ancora Zecchin, ottima finora la gara di Gianpiero Zecchin
nato a Padova nell'83, è proprio scuola Padova, ha giocato 2 anni anche nell'Alto Adige in Serie C2, 66 presenze in Serie C2 e poi è tornato alla base. Ancora De Franceschi intanto dal calcio d'angolo. Sì, intanto questo De Franceschi è un giocatore che sta giocando un'ottima gara insieme a Zecchini. Attenzione. Antonioli, solo però viene messo fuori. Ancora il recupero Mariniello, a cercare Antonioli, dentro di prima Romondini, non intercetta, può ripartire allora Lino che tenta adesso di trasformare l'azione da offensiva, la difensiva in offensiva con Drastelli, sale lui, grande recupero, c'è anche Statuto, è troppo solo, allora si ferma, poi Cinelli, dentro la profondità si alza ancora la bandierina, scatta molto bene l'elastico la difesa del Padova, bisogna dire che Olivieri insomma utilizza molto bene il fuorigioco. Sì, lo fanno molto bene, non è stato molto attento Biancolino che era nettamente in fuorigioco, forse voleva la palla prima, è arrivata dopo, la difesa è salita, però abbiamo ammirato comunque, anche se in fuorigioco, un buono stop al volo di Biancolino. Colombo alla battuta, Puleo, poi Cinelli, il pallone sporco arriva comunque dalle parti di Ghilardello che lo gira per Biancolino, pallone contro uno. Biancolino tenta il sinistro al volo, il pallone ora viene contratto da Mariniello che mette in calcio d'angolo. Sì, troppo isolato, l'abbiamo visto, Biancolino troppo isolato, non poteva che tentare un tiro da quella posizione, ha comunque preso un calcio d'angolo. Io credo che questa partita si possa sbloccare in un episodio. Ho visto Biancolino toccarsi il ginocchio destro mentre calciava questo pallone. Punto di battuta va Moretti col sinistro, il pallone a rientrare messo fuori però da Antonioli, ancora fallo laterale, guardate il capitano anche un po' dolorante su una spalla del Padova, capisce tutto Greco, poi perfeziona il rinvio Romondini che allontana, va a raccogliere Fusco, dopo questa azione andremo nuovamente a bordo campo con Stefano Edel, colpo di testa fuori, il pallone viene intercettato da Greco che prova a mettere ordine, Romondini cambia dalla parte di Florindo, scatta Zecchini, Florindo invece preferisce ancora De Franceschi che si è spostato adesso a sinistra, fa fuori Ametrano, poi dentro a cercare Ginestra, il pallone di prima, qui l'idea era buona però arriva con il destro Greco, non riesce a colpire. L'idea era buonissima, non buona, doveva solo calciare così, se avesse stoppato la palla avrebbe avuto i difensori in pressing, ha cercato un tiro, non è riuscito a caricare bene, l'ha ciccato, però è questo che deve fare una punta. Stefano Edel, Stefano. Allora, Cucureddu sbraita contro tutti i suoi centrocampisti invitandoli a giocare di più la palla. Ce l'ha soprattutto con Ametrano e con Fusco che sparacchiano via i palloni in avanti, invece continua a dire a tutti e due giocatela di più, proprio perché evidentemente vede anche che questo meccanismo difensivo del Padova funziona molto di più di quello che si potesse prevedere proprio grazie a questo elastico che scatta puntualmente. Mentre Olivieri in questo momento è più tranquillo, preoccupato soprattutto di non scoprire troppo proprio la linea difensiva. Con il fallo a centrocampo su Ginestra, quindi il calcio di punizione per il Padova. Sì, molto interessante le posizioni di De Franceschi e di Zecchini, sono due giocatori che fanno i trequartisti, però si alternano, non danno punti di riferimento, se si ferma De Franceschi se ne va Zecchini, a volte lo stesso De Franceschi che va sulla sinistra, appunto. Sì, appunto, sono due giocatori che stanno, non dico mettendo in difficoltà, però tatticamente sono due giocatori che non danno punti di riferimento. Tanto il pallone finisce sul fondo quando tutti al 32esimo in corso, ancora 0-0 Cecere, primo difensore dell'Avellino, con Biancolino intanto ancora un po' dolorante in alcuni momenti della gara, il numero 9 dell'Avellino. Sì, Biancolino quando ha calciato di sinistro quella palla evidentemente ha avuto un problema sul ginocchio destro, perché ho visto che se lo toccava. Ora invece Ginestra, per lui quest'anno 5 reti, in tutto sono 45 gol che ha segnato in Serie C1 e ora sul pallone Ivone De Franceschi, 2 gol quest'anno. Ginestra aggancia, poi non ha un buon controllo anche perché c'è Moretti, poi messo fuori in maniera però sbagliata da Cinelli, recupera ancora il Padova. Ginestra potrebbe tentare il tiro, lo fa, Moretti però intercetta, Statuto ancora raccoglie il Padova, adesso insiste un po', Romondini
allarga per Antonioli, sbagliato però il suggerimento e poi finisce in fallo laterale. Sì, buona però l'esecuzione prima, è andato a vuoto Moretti, buon per lui che Ginestra non è riuscito a controllare la palla perché se ne poteva andare alla schiena del difensore. Sbaglia Zecchin, allora possibilità per Biancolino che viene lanciato in profondità da Ghirardello, aggancia però Antonaccio, l'attaccante dell'Avellino, qui si aiuta con le braccia, il calcio di punizione. Però io non lo lascerei solo, il centrale contro la punta non lo lascerei mai solo, andrei subito a raddoppiare il compagno di reparto o un terzino del fare diagonale difensiva, mai lasciarlo solo perché centralmente se vince il duello va in porta. Sta tutto dentro, Ginestra, la sua rovesciata, il pallone finisce fuori, c'era stato un rinvio un po' bislacco, corto, vediamo qui il bacio sulla testa per Ginestra, ottima la sua proiezione atletica. Poi vediamo il colpo di testa di Moretti e va a toccare Ginestra, troppo aperto l'angolo. Buona però l'idea, buona soprattutto il gesto atletico da parte dell'attaccante del Padova. Sì, ha avuto secondo me la possibilità di fare un gran gol, non l'ha colpita bene, se l'avesse colpita bene da quella posizione avrebbe potuto fare gol, ottima la scelta però male l'esecuzione. Moretti, Ghiardello prova, Biancolino prova a mettere ordine, riesce a mettere il possesso palla, allora ancora all'indietro per Cinelli, sparacchia un pallone in avanti, il colpo di testa qui di Antonaccio che mette fuori, poi non aggancia Ginestra, il pallone allora è girato, Zecchin va in pressing, un po' in difficoltà adesso l'Avellino, Statuto intercetta, poi c'è Nicoletto, dietro soltanto D'Andrea, Nicoletto mantiene il possesso palla ed è qua in difficoltà l'Avellino quando il Padova soprattutto va a pressare. Sì, qui in difficoltà Nicoletto non ha voluto neanche dare la palla indietro a Puleo perché era pressato, ha preferito mettere la palla in fallo laterale. Tanto rimane a terra Greco, forse toccato dietro, tutto regolare secondo l'arbitro, un altro giocatore del Padova finisce a terra, ce ne sono adesso due, se ne accorge Moretti che con grande sportività mette in fallo laterale. Possiamo andare a bordo campo, Stefano ed Stefano. Allora il secondo giocatore a terra è Romondini che però si sta alzando in questo momento, mentre Cuccureddu non è assolutamente contento soprattutto dei centrocampisti sulla fascia destra. Difatti il Padova continua a lamentarsi, il Padova viene giù con una certa facilità sulla corsia di sinistra e questo per lui crea dei contraccolpi a tutta la difesa. Direi che in questo momento è più nervoso Cuccureddu che non Olivieri, il che è tutto dire. Beh, certamente insomma Olivieri d'altronde vede la sua squadra che sta giocando meglio, quantomeno tiene meglio il campo. Esatto, mi sembra che il Padova stia coprendo meglio il campo, le zone del campo. Devo dire che appunto la fascia sinistra, cioè la destra per l'Avellino, è quella più interessante perché sia Zecchin che De Franceschi se vanno spesso in quella zona, entrano senza dare dei punti di riferimento e come abbiamo detto mi sembra che il centrocampo sia più nelle mani del Padova che quella dell'Avellino e da qui appunto un Cuccureddu che si lamenta con Fusco e Cinelli. Poi la profondità d'Andrea, legge tutto per Antonaccio che di testa poi va a mettere fuori. Allora ha cercato Romondini, Ginestra che non riesce ad agganciare, recupera Cinelli servito da Fusco, poi col piatto a cercare Rastelli, ancora indietro per Cinelli, si va a vedere anche Ametrano, non può agganciare, il pallone in seconda battuta però gestito da Nicoletto, prova ad azionare Ghirardello, Statuto però torna su di lui, buona partita anche di Statuto finora a centrocampo. De Franceschi si gira, può partire, c'è un po' di spazio, c'è Ginestra sulla destra, ancora De Franceschi semina due avversari, poi serve Ginestra di prima dentro a cercare Greco, esterno destro troppo ampio, Cecere chiede scusa, non voleva fare questo cross, voleva addirittura servire Zecchin dall'altra parte, invece è venuto un cross profondo nelle braccia di Cecere. Sbaglia il controllo adesso Antonaccio, il pallone finisce in fallo laterale, quindi respira un po' l'Avellino quando tutti al 37esimo in corso, un tiro in porta finora pericoloso da parte del Padova con Greco. Ora Florindo col destro alza un campanile, la caccia al pallone, c'è Ginestra che riesce a toccare in zona però Ametrano che allunga dalle parti di Cecere, c'è nel pressing Greco, allora Cecere nuovamente il rinvio, colpo di testa di Marignello in anticipo su Biancolino, poi ancora D'Andrea di testa in una zona però dove c'è soltanto Florindo che raccoglie e accorcia da quella Ametrano. Florindo allora in profondità, cercare la testa di Greco che però viene anticipato, ancora Nicoletto, il pallone in avanti, fase un po' confusa di gioco, vediamo che si appoggia nuovamente in maniera irregolare
Certo che Biancolino che va a dire qualcosa al secondo assistente Sabatini che ha segnalato all'arbitro. Sì, Biancolino è un giocatore che si fa sentire fisicamente, lo vediamo ben messo, qualsiasi difensore trova sulla sua strada, lui come si dice in gergo, se lo lavora. Contro il pallone Ginestra che è stato anticipato da Puleo, poi Romondini forse toccato dietro, Norma del vantaggio, spizzato di testa De Franceschi, l'inserimento di Greco, rimane a terra Fabrizio Romondini. Come detto, lui cominciò nella Roma nel 77, nella Roma di Zeman, ha avuto 7 presenze in Serie A nel 97-98, è andato in Spagna nell'Albacete nell'operazione che portò Ivan Elguera alla Roma, attualmente il centrale del Real Madrid. Giocando anche nella Pistoiese con Atletico Catania, con il Giuliano e poi come detto con il Padova. Oggi fa 100 gare in Serie C1, il numero 4 dei biancoscudati. D'Andrea ha scambiato con Nicoletto, si propone Cinelli. Si sono visti molti i due centrocampisti centrali dell'Avellino, Cinelli e Fusco, soprattutto perché in quella zona del campo Statuto fa un pressing forsennato così come Romondini, e poi fisicamente sono molto più grandi dei due avversari. Sì, il fatto di quando l'allenatore dice puoi giocare il pallone, ma se sei pressato è chiaro che poi lanci sempre lunghi. Quello che hanno fatto per adesso Cinelli e Fusco sono state quelle di lanciare centralmente per le due punte Biancolino e Ghirardello. Avete visto Greco che frana letteralmente addosso a Ghirardello, quindi una possibilità del calcio di punizione, una posizione interessante per l'Avellino. Quando siamo al 40esimo, 5 più recupero, dentro tutti sul primo palo, il colpo di testa tentato da Metrano, che non è un gigante in altezza, ma avete visto ha scelto bene il tempo, si dispera. Il numero 7 dell'Avellino, il pallone finisce alto, lui che cominciò con il Napoli, poi è stato anche nell'Udinese, nella Juventus un anno, vediamo il suo colpo di testa, è riuscito a trovare un varco giusto in mezzo a giocatori molto più alti di lui. Sì, ha avuto la scelta di tempo, devo dire che abbiamo visto Moretti battere questa punizione, forse la prima volta che vedo Moretti in una partita partecipare poco all'azione offensiva. Questo è uno di quei terzini dotato di un sinistro veramente interessantissimo, poi un giocatore che si è sempre proposto, stasera forse preoccupato, gioca più bloccato. Moretti il suo sombrero in rovesciata su Ginestra, poi riesce anche il rinvio, colpo di testa di Mariniello, pallone zona Florindo che riesce fisicamente a valere su Ametrano, poi cerca di andare via Ivone De Franceschi, ancora lui affrontato da Cinelli, in avanti allora cercare questa volta Florindo, poi allarga per Zecchin, De Franceschi, c'è Greco che va a sostegno, riceve dentro solo Ginestra, c'erano due giocatori in copertura, qui D'Andrea bravo nella scelta di tempo, in teca il scivolato, il pallone in fallo laterale. Sì, però occhio a De Franceschi, un giocatore che sta dando palle in profondità, è un giocatore che quasi mai è pressato, la sua posizione tattica è quella appunto di non dare punti di riferimento, però personalmente io credo che questo giocatore vada in certe zone del campo pressato di più. Rastelli voleva il corridoio per Biancolino, capito tutto in anticipo, però Mariniello, poi ancora Biancolino solo deve far salire la squadra in mezzo a due avversari. Ghirardello è in fuorigioco, Rastelli allora ancora dietro per Fusco che allarga su Moretti, il suo traversone però viene bloccato smorzato da Romondini, poi Antonioli non vuole rischi, allora allontana, poi ancora raccolto da Fusco, cercava Cinelli, Ginestra riesce a mettere fuori, poi è Statuto, adesso viene fermato fallosamente Moretti, ancora il calcio di punizione per l'Avellino. Quando siamo al 42esimo in corso, vediamo qui il replay, cade a terra proprio Moretti, è stato strattonato. Attenzione a Moretti che c'è un bel calcio, questi cross tesi, prima ne abbiamo viste uno, un giocatore che tira questa palla tagliata e tesa ad uscire. Solo Greco in barriera per Colombo che vuol vedere certamente partire il pallone, blocchi in area Moretti, attenzione nel mucchio, il colpo di testa tentato da Biancolino che però ha commesso fallo. Sì, c'era un sì, fallo. Esatto, Ciampi ha fischiato il fallo, però c'è stato il giocatore pressato, Mariniello ha toccato con la mano, difatti il giocatore dell'Avellino reclama. Rimanda Mazzon qui. Devo dire comunque che la panchina non ha neppure protestato, quindi la panchina dell'Avellino, quindi però alla fine sulla pressione sì, guarda, no, però Stefano sai perché? Scusate, interrompiamo, stiamo vedendo il replay
ed effettivamente sì, forse si è visto spinto, sbilanciato da dietro e ha toccato, però il tocco di mano c'era effettivamente. Sì, no, ma sul fallo di mano ha fischiato prima il fallo dell'attaccante. Ciampi ha fischiato prima. Ciampi ha fischiato il fallo dell'attaccante. Eccolo qua, lo rivediamo. È dal momento che stacca. Biancolino commette fallo, dal momento che stacca, e quindi Ciampi ha fischiato subito il fallo dell'attaccante. Sì, c'erano 2 falli e ha fischiato il fallo che lui ha ritenuto. Le reazioni in panchina su questo episodio, sentiamo Edel. Ma devo dire che Cuccureddu subito ha urlato, poi guardando anche i suoi giocatori, un paio che erano qui all'altezza del centrocampo, non ha più proseguito, ha capito che insomma era stato fischiato il fallo effettivamente di Biancolino su Mariniello, anche se poi il tocco di mano è stato netto, anche qui da bordo campo si è visto nettamente. Olivieri invece tranquillissimo, impassibile. Tanto Moretti, vediamo proprio Cuccureddu a dare disposizioni ai suoi. Può ripartire in ogni caso Moretti, siamo al 44esimo in corso, 1 minuto e 20 più recupero. Il colpo di testa adesso di Biancolino, legge tutto però Florindo, poi sbaglia Zecchini, ancora Florindo. È stato poco felice il passaggio di Nicoletto, Statuto allora allarga, alimenta per Romondini, si propone Antonioli, preferisce invece Greco, ancora Statuto di prima ad allargare su Zecchini. Zecchini punta Nicoletto, l'1 contro 1 dentro, Ginestra non ha un buon controllo, può allargare ancora per Zecchini, posizione regolare, Zecchini, il traversone, la rete, è arrivato Greco sotto porta, la rete del Padova, esplode Leuganeo al 44esimo, il gol di Greco, terzo gol per lui, 1-0. Ottima azione di Zecchini che va in percussione sulla sinistra, mette una palla tesa a pochi metri dalla porta, Greco arriva col sinistro a botta sicura, tappin di Greco. È importante questo gol della punta del Padova. Se vediamo può servirvi, vediamo il replay, poi andiamo subito da te. Qui Zecchini dentro, Greco va col piatto sinistro, poi il segno della croce, 1-0 per il Padova. Bella comunque l'azione della squadra di Olivieri che hanno giocato tutta di prima. Vai pure Stefano. Dicevo che se può servirvi, speriamo che la statistica per il Padova non sia negativa, ma all'andata il Padova andò in vantaggio al Partenio proprio con un gol di Greco. Poi il risultato fu 3-1 per l'Avellino. Sì, abbiamo detto i precedenti prima, è vero. Esatto. In ogni caso comunque bel gol certamente per il Padova. Intanto adesso rimane a terra Antonioli. 3 minuti di recupero chiamati dall'arbitro Ciampi. Ringraziamo Edel per i 3 minuti di recupero, eccolo qui, lo pesca anche Mazzon mentre indica il recupero, quindi arriveremo al 48esimo. Gol proprio in chiusura del primo tempo. Ora ci aspettiamo una reazione dell'Avellino, un secondo tempo comunque diverso. Certamente sì, l'Avellino dovrà supportare di più le 2 punte. Aveva ragione Cuccureddu a lamentarsi e essere preoccupato in quella zona del campo. Il Padova ha costruito le azioni migliori e Zecchini e De Franceschi sono stati importanti, appunto da una percussione di Zecchini è arrivato poi il cross per Greco. Un po' di nervosismo intanto da Ginestra e Cinelli, subito si sono tranquillizzati comunque i giocatori in campo. Ora ancora l'Avellino con Fusco a metà campo, molto aggressivo adesso il Padova che non vuole lasciare il varchi, vuole ovviamente andare a riposo con il vantaggio. Moretti dentro a cercare Ghirardello, ora si muove un po' di più Rastelli, non si è visto tanto il numero 11 dell'Avellino in questi primi 45 minuti, anche perché ben tamponato da Antonioli. Allora ancora Cinelli, corto per Fusco, può provare lui, però viene fermato in 2 tempi. Antonioli allora spazza via, anticipo di Puleo su Greco, l'autore del gol. Va a vuoto Antonioli, però rimane in campo per l'intervento di Rastelli col destro, la profondità. Allora è Mariniello che col colpo di testa può tranquillamente anticipare tutti. Poi nuovamente l'Avellino con Puleo, il suo piatto intercettato però da Statuto. Prova ad arrivare sul pallone Florindo, finisce però in fallo laterale, non può evitare la possibilità di ripartire per l'Avellino con Ametrano che ha girato per Fusco. Poi sale anche Nicoletto, c'è Zecchini che va a dar fastidio. Allora ancora Raffaele Ametrano, alza un campanile dentro, il colpo di testa di Ghirardello per Biancolino, il pallone sfila via e Antonioli spazza fuori. Ottimo Antonioli, sempre in diagonale difensiva, è la seconda volta che spazza l'area, però abbiamo visto un Avellino colpito da questo gol. Appena subito il gol già ha alzato il baricentro della propria squadra, abbiamo visto un Padova che si sta già difendendo. Chiude bene questa volta Antonaccio, mette fuori, attenzione perché c'è una reazione anche di Andrea che si becca il cartellino giallo. Ammonito quindi l'Andrea che ha avuto una reazione
Vediamo che ancora ha qualcosa da dire il numero 5 dell'Avellino. In ogni caso non è diffidato Alessio D'Andrea, il primo ammonito della gara, una gara essenzialmente corretta fino a questo momento. Sì, sono tutti falli, diciamo, in contrasto del corpo a corpo. Scuote la testa, avete visto Cuccureddu dentro, ancora per Greco l'autore del gol, spinge lui adesso, riparte immediatamente però Cinelli. Moretti sale, c'è anche Rastelli sulla sinistra, il pallone è per lui, il corridoio però sbagliato, cercato dal terzino sinistro dell'Avellino. Non funziona tanto bene questa fascia stasera, abbiamo visto questo malinteso tra Moretti e Rastelli, che sono due giocatori importantissimi. Finisce qui il primo tempo, quindi il gol da parte di Greco quando eravamo al 44esimo del primo tempo. Bella azione del Padova, il vantaggio proprio Marco, della squadra di casa. Vai pure, Olivieri. vai pure. Allora, un bel primo tempo del Padova, avete sfondato soprattutto sulla fascia sinistra, il gol è nato da un'azione sulla fascia. Abbiamo speso molto, bisogna vedere se si riuscirà a tenere questo. Un bel Padova comunque. Giocato abbastanza bene, però abbiamo speso tanto. A te la linea. Bene, ringraziamo Stefano Edel, abbiamo sentito anche le parole di Olivieri, molto tranquillo Olivieri. Molto... Sì, tranquillo però preoccupato, dice che hanno speso tanto, preoccupato per il secondo tempo. Già nel finale del primo tempo abbiamo visto quale potrà, tanto qui vediamo il gran lavoro di Ginestra, bisogna dire, ottimo Zecchini, ma il lavoro di Ginestra è straordinario. Sì, il gol è un'ottima azione, preoccupato dicevamo per la tenuta della propria squadra. Abbiamo già visto in questi pochi minuti dopo il gol del Padova come l'Avellino si è ributtato nella metacampo avversaria. Abbiamo già visto un Padova che si sta difendendo, vedremo nel secondo tempo se continuerà in questa maniera. E quindi 1-0 con 18 subentri. Vai pure Stefano. Ecco, quindi entrerà Evacuo al posto di Ghirardello, un Ghirardello che tra l'altro tornava su questo campo perché qui aveva giocato in Serie B. Aveva giocato in Serie B con il Cittadella e aveva fatto parecchi anche gol nell'anno in cui è stato qui appunto con il Cittadella, e che questa sera evidentemente non ha avuto la serata giusta per poter confermare la buona tradizione che aveva allo Stadio Euganeo. Entra quindi Felice Evacuo, nato nel 1982, lì a Scuola Lazio, ha segnato 7 gol quest'anno il giocatore nato nel 1982. Con il numero 13 quindi in campo Evacuo, che ripetiamo, insomma la nota così statistica di curiosità è che è il giocatore che in assoluto nel girone B è quello che è subentrato più volte, ben 18, e Ghirardello è quello che è stato sostituito più volte, ripetiamo 16. Sì. Cosa ti aspetti con questo cambio? Beh, cambia poco perché Evacuo è certamente una punta centrale con Biancolino e Evacuo, credo che giocheranno questa volta molto più vicini, mentre invece nel primo tempo avevamo visto Biancolino punta centrale con Ghirardello che gli lavorava un po' alla schiena, mentre invece chiaramente adesso vediamo Evacuo e Ghirardello e Biancolino proprio sulla stessa linea punta centrale. È stata allontana la difesa del Padova, il tentativo d'attacco di Rastelli, dentro anche Biancolino, è stato Mariniello a spazzar fuori. C'è anche da aggiungere che Rastelli già in queste prime battute lo vediamo già partire molto più avanzato. Praticamente un Avellino che credo che si proponga, anzi da come sono disposto adesso, con un 4-3-3. Sì, è la sensazione che ho anch'io qui da bordo campo. 4-3-3 per l'Avellino, evidentemente Cuccureddu ha chiesto ai suoi di partire subito decisi per rimontare. A Metrano, ancora Metrano, il traversone con il sinistro a rientrare, si alza con la bandierina dell'assistente Fratini, finito in offside, nuovamente Biancolino. Sì, comunque sulla panchina dell'Avellino continuo a vedere giocatori che si stanno scaldando, evidentemente Cuccureddu non vuole starci, non vuole perdere questa anche perché c'è tutto il tempo a disposizione. Questa gara ci sono ancora quasi 45 minuti da giocare, certamente non vuole perdere questa partita Cuccureddu. Ginestra, Greco sul primo palo, va ad accorciare, qui D'Andrea riesce a mettere in calcio d'angolo, pallone pericolosissimo, Ginestra teso, il suo rasoterra sul primo palo, si era avventato Greco, modo d'anticipo questa volta da parte di D'Andrea, numero 5 dell'Avellino, Alessio D'Andrea, l'unico ammonito della gara. Ancora Greco, vediamo qui l'abbraccio con Fusco,
riesce a liberarsi Andrea, sceglie invece Statuto De Franceschi. Ancora De Franceschi dentro, il suo traversone però viene smorzato da Rastelli, può ripartire l'Avellino però sbaglia tutto in avanti, allora Romondini al recupero, riparte da dietro adesso il Padova. Florindo si allarga a Zecchin, riceve, Ginestra incontro al pallone, lascia sfilare perché cercava il movimento di Greco, capito tutto però Puleo, poi nuovamente Romondini al recupero su un pallone vagante a centrocampo, non era stato molto sicuro Rastelli. Statuto, ancora il pallone per Romondini, con un gioco fa fuori Cinelli, allora Romondini parte a spasso adesso il pallone, poi a cercare Antonioli col sinistro, in avanti Ginestra alla caccia del pallone, anticipato di testa da Nicoletto, nuovamente però Statuto, ancora il Padova è il padrone del centrocampo in questi primi minuti del secondo tempo, cade a terra Statuto, forse toccato da Ametrano, comunque parte Romondini, allarga per Greco, in chiusura ancora da Andrea, difende il pallone Romondini, attacco dei due avversari e poi il fischio, il calcio di punizione. Rivediamo qui l'abbraccio di netto di D'Andrea, ha visto bene l'arbitro. Sì, netto il fallo, dobbiamo dire che l'asse centrale del rombo, Statuto vicino alla difesa, sta giocando una partita molto corta, De Franceschi appunto davanti trequartista anche lui, senza dimenticare poi Zecchin che ha fatto su quella fascia, almeno nel primo tempo, un lavoro incredibile. De Franceschi dentro, Moretti però di testa mette fuori Statuto, allarga per Florindo, cerca nuovamente Ginestra, spalle alla porta, si attacca ad Andrea alla maglia, il calcio di punizione da posizione interessante per il Padova. Ma c'ha ragione, gli ha tirato la maglia, qui lo vedi, eccola qua la maglia che si tira, l'arbitro è lì vicino, deve fischiarti il fallo, poi ti lamenti. Beh, è normale, tutti i giocatori un po'. Credo che poi secondo me era inutile tirare per la maglia un giocatore che ha le spalle girate alla porta. Sul pallone Francesco Statuto e De Franceschi, mentre Cecere va a disporre la barriera, sono due uomini, Medrano e Fusco. Spallone ancora Statuto e ancora De Franceschi, vorrebbe tentare Statuto sul primo palo, dentro uno schema e il pallone sbuca, riesce a colpirlo. Era ancora Greco, sì, ancora Greco, il pallone però viene intercettato da Cecere, non riesce a colpirlo bene questa volta l'autore del gol. Ma anche in questo caso i difensori dell'Avellino si dimenticano di questo giocatore che va sempre in percussione, qui non riesce a deviare il pallone, però i difensori dovrebbero stare molto attenti, lo vedi qui non riesce a tirare, è addirittura Biancolino. Buono però lo schema, È buono lo schema, sì, però perché la punta sa dove gli mette la palla e ci va, ma sono i difensori che dovrebbero chiudere. Ancora fuori gioco intanto, è stato fischiato a Greco, può ripartire allora Puleo, allarga per Moretti, proprio Greco allora alla profondità, il pallone intercettato dallo stesso numero 10 del Padova, finisce in fallo laterale, guadagna qualche metro adesso l'Avellino. Nuovo cambio nell'Avellino in vista, quindi Cucuredo cambia ancora. C'ha ragione, questo Avellino non mi sta piacendo, stasera l'ho visto giocare molto meglio in altre occasioni. Rastelli. È Montesin comunque che si sta preparando ad entrare. Il brasiliano, colpo di testa a liberare fuori di Antonaccio. Ancora il pallone però per il Padova. Ed è nuovamente De Franceschi che cerca di azionare Ginestra, troppo profondo però il suo lancio. Allora Cecere può tranquillamente far su il pallone. Serve poi al capitano Puleo. Allarga per Moretti, a disturbare Greco, si propone Cinelli, preferisce invece la profondità nella zona di evacuo, il colpo di testa di Antonio in anticipo, raccoglie ancora Romondini, Statuto, suggerimento centrale per De Franceschi di prima, allarga per Florino, un po' di spazio, può salire, da quel lato c'è anche Zecchin a sostegno, riceve lui, qui Nicoletto in scivolata, mette il pallone in fallo laterale. Ecco, quindi il cambio in questo momento, esce Nicoletto proprio ed entrerà Montesin. Entra quindi esce quindi Nicoletto, entra Montesin nell'Avellino. Ecco, comunque Nicoletto ha preso un colpo ma non c'è nessuna conseguenza, ecco che dà il cambio al brasiliano. Fabio Cesar Montesin, nato nel 79, quindi in campo con il numero 17. Dobbiamo vedere poi anche in che posizione del campo andrà. Ma Montesin si è messo a destra sul centrocampo e mi sembra che Ametrano stia prendendo
la posizione di Nicoletto a terzino destro, un Ametrano che giocherà sì da terzino ma pronto ad andare a supportare il centrocampista. Cinelli, va Ginestra a contrastarlo, porta via il pallone, poi ancora Cinelli, buono il numero, riesce a girarsi, il traversone dentro, c'è Evacuo, il colpo di testa a mettere fuori, questa volta Di Mariniello che allontana. Poi ancora Statuto, prova a mettere ordine, in avanti, pallone però sporcato, recupera ancora l'Avellino, pallone per Biancolino, deve girarsi, lo vanno a chiudere però i giocatori del Padova, allora ancora all'indietro, sbaglia tutto però l'attaccante dell'Avellino, permette al Padova di ripartire, non c'è fuorigioco, Greco, attenzione, Greco prova a partire, c'è anche Ginestra, Greco tutto da sé, serve il pallone a Ginestra, si allunga Ginestra, 2-0. Grande contropiede del Padova, un Avellino che si è fatto scoprire veramente, anticipare a centrocampo, è partito un contropiede netto, hanno cercato di richiamare l'attenzione dell'assistente, così non è stato molto bravo Greco ad andare in percussione, ha visto il compagno Ginestra libero, Ginestra che si è tenuto dietro la linea della palla perché prontamente sapeva, poi una palla un po' lunga, eccolo qui che gli mette questa palla dentro, arriva un po' più lunga però in scivolata, riesce a mettere gol, un gol molto importante io credo per il Padova, è un colpo molto duro. Facco è il sesto gol di Ciro Ginestra da quando è arrivato al Padova, e l'azione è partita ancora una volta dai piedi di Zecchin, importantissimo perché il lancio, l'abbiamo visto proprio qui a bordo campo, era perfettamente in linea, il lancio di Zecchin per Greco è andato via in contropiede come avete raccontato, poi pescando il compagno d'attacco, e quindi un 2-0 che in questo momento ha annichilito la panchina. Cuccureddo abbiamo visto proprio il viso di Cuccureddo totalmente assente, direi che non è affatto contento ma anche della prestazione dei suoi attaccanti, ha avuto parecchio da ridire prima, proprio fatalità, è stato un errore di Biancolino che aveva la palla in attacco che ha innescato il contropiede vincente del Padova. Sì, Biancolino che ha dato una palla dietro a uno Zecchin che, a dire la verità, nel secondo tempo non gioca più avanti come aveva fatto nei primi 45 minuti, adesso gioca quasi, anzi come centrocampista di fascia sinistra. È il sesto gol di Ginestra, il 46esimo in Serie C1, tanto il pallone esce, non può Ametrano tenerlo in campo, fallo laterale. Questo gol è un duro colpo per l'Avellino che cercava, qui lo vediamo, allora l'errore di Biancolino in pratica va a servire, e qui scatta il contropiede, tutta la squadra è sbilanciata, basta questo allungo, un fuorigioco non fatto bene, si invola Greco, dall'altra parte Ginestra sta molto attento e chiude il triangolo, classico contropiede. Pallone in profondità intanto per Evacuo nell'Avellino, viene però fermato in maniera perfetta da Mariniello che poi nasconde il pallone, ancora Mariniello, lo carica forse Evacuo che non lo molla, Mariniello prova a uscire e ci riesce di forza, gli applausi del pubblico per il difensore del Padova. Poi Statuto, non è servito per Ivone De Franceschi, cerca la traccia in verticale, spinto forse Greco, il calcio di punizione, è stato Puleo a uscire dai blocchi difensivi, a seguire Greco, a spingerlo, guardato il numero 10 del Padova fino a questo momento forse il migliore in campo, non solo per il gol ma anche per l'altruismo, per come ha visto bene in occasione del raddoppio Ginestra arrivare dalla parte opposta. Sì, io pensavo andasse al tiro, invece con molta intelligenza ha servito il compagno, messo molto bene, ha dato questa palla leggermente un po' lunga ma Ginestra in spaccata l'ha messa in rete. Zecchin intanto servito a Ginestra, ancora Zecchin, entra in area Zecchin, lui è mancino col destro, pallone viene però fermato da D'Andrea, poi prova a uscire adesso l'Avellino che è in difficoltà netta quando il Padova attacca, Ametrano lungo a cercare il colpo di testa di Biancolino, viene però fermato, il fallo laterale, l'ultimo a toccare è Biancolino che voleva a suo modo di vedere un gioco scorretto di Antonaccio. Sì, senza dubbio un Avellino sottotono stasera, avevamo detto, oltretutto questo gol lo condiziona un po', un Avellino che era entrato in campo con la voglia di ribaltare il risultato, si era presentato poi con 3 punti con Rastelli, Evacuo e Biancolino, ma questo gol veramente gli ha tagliato le gambe, difatti adesso le vediamo un po' frastornate. Ametrano dentro, traversone lungo, tenta il colpo di testa a Biancolino, sul secondo palo era appostato Evacuo, ma adesso allo stacco il giocatore ex giovanile della Lazio, allora Romondini allontana, il pallone arriva direttamente dalle parti di Cecere che potrà far partire ancora l'Avellino.
si a vedere Pulea, preferisce invece lungo cercare Moretti, sbaglia anche il portiere adesso. Avellino, come detto, certamente scosso, l'applauso di incoraggiamento del numero 3 al suo portiere. Il fallo laterale con calma va a Romondini, che poi lascia al capitano Antonioli. Nuovamente inquadrato Antonello Cuccureddo, vai pure Stefano. Un'annotazione di Olivieri che ha applaudito, ha fatto segno con il dito come con l'ok nei confronti di Mariniello, insuperabile di testa questa sera. Secchine di prima dentro, De Franceschi da fuori, sinistro, si distende Cecere, alza sulla traversa, riesce a deviare, calcio d'angolo, ancora una possibilità, rivediamo qua il controllo di Ivone De Franceschi, il suo sinistro a scendere e qua Cecere ci mette la mano. Calcio d'angolo per il Padova. Sì, sta dilagando. Adesso il Padova ha un Avellino veramente frastornato. Qui vediamo uno dei migliori in campo calciare di sinistro sotto la traversa e Cecere molto bravo. De Franceschi dentro, Cecere chiama il pallone, sicuro. Poi prova subito il rilancio veloce dalle parti di Evaco, è troppo solo. Lo ferma con grande classe, con il petto Mariniello, poi Statuto con calma. Ancora dietro per Florindo, che ora si è spostato difensore centrale. Lungo a cercare Ginestra, colpo di testa diametrale a centrocampo dove non ci sono giocatori dell'Avellino, c'è Statuto, non è altissimo, il pallone rimbalza, anche Evaco a dar fastidio. Poi ancora Rastelli dentro, posizione regolare di Biancolino, il controllo di petto però è sbagliato, allora Florindo copre il pallone, aspetta che scivoli via, sarà rinvio per il Padova. Sì, ha cercato Biancolino di contenere questa palla, intanto vediamo che Rastelli si è spostato sulla destra, cerca di cambiare qualcosa Cuccureddo, ma stasera non mi sembra che la sua squadra stia rispondendo come effettivamente l'avevo vista in altre occasioni. Ametrano addirittura adesso è sulla linea difensiva quando non è in possesso palla l'Avellino. Qui Florindo tocca a chiudere la zona difensiva, però da quel lato Antonaccio che poi vuole il sombrero su Rastelli che non ci casca. Allora dentro ancora, prova a salire adesso Fusco, il traversone, riesce però a smorzare lo Statuto. Poi riparte allora il Padova lungo a cercare lo stop di Greco. Ginestra di prima dentro, lo scatto di Ivone De Franceschi, ancora De Franceschi prova a recuperare Moretti, è solo dalla parte opposta, deve arrivare Romondini col destro, Cecere ancora però rimorca Antonioli da fuori, il colpo di tacco poi tentato da Greco, la finezza, il pallone finisce fuori, la rabbia di Cecere. Si aprono delle praterie nella metacampo dell'Avellino, qui vediamo De Franceschi che mette questa palla, arriva a prestazione eccezionale di Cecere che riesce a deviare, altro contropiede incredibile, veramente adesso l'Avellino è in balia dell'avversario, è chiaro, deve rischiare qualcosa, ma secondo me sta lasciando troppo spazio agli attaccanti del Padova. Tanto grandissimo l'intervento di Antonaccio, poi Evaco di testa, vuole lo schema, chiama a salire numero 17 Montesin, qui Antonioli, ancora lui arpiona il pallone, lo porta via, riparte Romondini, è rimasto a terra però Ginestra però dalle parti di Stefano Edel. Vai Stefano. Ha preso un calcione sul piede destro, è lì che si lamenta da parte di D'Andrea, un intervento normale di gioco, evidentemente nella scivolata lo stopper Irpino ha colpito anche il piede dell'attaccante biancoscudato. Andiamo a terra Ciro Ginestra. Sì, comunque non sembra nulla di grave, si sta rialzando. L'autore del gol del raddoppio, nato a Pozzuoli nel 79. Ha giocato anche con il Verona in B con la Spal, in Serie A con il Venezia, con la Siena e con la Pistoiese in B e poi anche con il Modena in Serie C1. Giocatore anche lui di grandissima esperienza. Tutto come ricordavamo, sono 46 le sue reti in questa categoria, si rialza, quindi può rientrare in campo. Sì, adesso può rientrare in campo, un giocatore importante questo. Mi sembra che il secondo gol abbia dato vigore anche fisico al Padova, che smentisce poi il suo allenatore, hanno speso molto, ma mi sembra che il Padova stia correndo ancora molto bene. Intanto qui vediamo un malinteso tra Colombo e Mariniello, tra Mariniello e Colombo, e il difensore preferisce spazzare. Adesso bisognerà vedere se l'Avellino riesce a stare di nuovo in partita. Io ho visto l'Avellino, attenzione intanto questo lancio, voleva profondità, colpo di testa però pulito di Florindo. Si annuncia un cambio anche nelle file del Padova. Avevo visto del resto soffrire l'Avellino ad esempio a Rimini, però una squadra che è sempre rimasta in partita e poi è riuscita a pareggiare e addirittura alla fine ha sfiorato la vittoria. Invece stasera la vedo proprio, non dico rassegnata, ma non la vedo lucida, non la vedo
si vede che è una buona squadra, però stasera evidentemente non è la serata giusta. In questo momento la classifica dice 54 Rimini. Attenzione intanto a Greco, ancora lui, il pallone in campo, Greco fuori, il pallone per Ginestra, il tiro centrale, Cecere, ancora il Padova. Tiro sporco però, un tiro che ha battuto terra, eccolo qui, glielo dà, di sinistro arriva, vedi che la palla batte terra e arriva a Cecere tra le sue braccia. Dicevo che si annuncia un cambio anche nelle file del Padova, sta per entrare Andrea Maniero, quindi un altro attaccante, probabilmente uscirà Greco che ha un po' di crampi, sì, crampi per Greco. Eccolo qui Greco, si effettua adesso il cambio, esce Greco, esce quindi Greco tra gli applausi del suo pubblico, grandissima prestazione la sua. Campo, come detto, Maniero che ha recuperato proprio in extremis. Io c'ho Greco se volete. Vai pure. Allora, grande protagonista questa sera, il primo gol e l'assist a Ciro Ginestra per il secondo gol. Insomma, è un Padova che si sta ritrovando grazie soprattutto ai gol vostri. No, secondo me protagonisti siamo tutti, anche quelli che sono in panchina. Stiamo facendo una bellissima partita, speriamo di continuare così. Stanchissimo. Il gol poi chi lo fa, faccio io, fa qualcun altro, l'importante è che vinciamo. Senti, una partita che si è sbloccata nel primo tempo grazie soprattutto a questo affondo sulla fascia sinistra. Voi avete sfruttato bene proprio questo corridoio a sinistra che ha disintegrato una delle difese più forti di questo campionato, e poi loro, scoprendosi, ovviamente vi hanno lasciato campo libero per il contropiede vostro che è micidiale. Ma abbiamo soluzioni in attacco che possono variare sia a destra che a sinistra un po' di più perché abbiamo Zecchini che è un esterno puro e quindi fa il suo lavoro fa il suo mestiere al 100%, quindi abbiamo più possibilità di fare più cross dalla parte sinistra, però abbiamo altre possibilità centrali con De Franceschi e spero si vede che riusciamo a trovarle tutte. Bene, grazie Stefano, facciamo riposare un po' Greco, era sfinito il numero 10 del Padova, adesso però prova l'Avellino a reagire, larga sulla destra per Rastelli, ancora Rastelli dentro a cercare Evacuo il suo numero, il pallone finisce lì e finisce anche in calcio d'angolo. Era stato bravo, felice Evacuo, qua Colombo che cerca di dar calma alla difesa, rivediamo la verticalizzazione del corridoio, Evacuo in chiusura, era andato Mariniello, poi il pallone però finisce fuori, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Colombo. È bravissimo Evacuo, comunque a anticipare il portiere, ha calciato subito, però ha trovato un difensore sulla sua strada. Attenzione perché questo Avellino, se fa gol ed entra in partita, può diventare ancora pericoloso. Pallone ancora fuori, Montesin in profondità, il colpo di testa di Florindo, ancora dentro però il pallone, poi danza ancora lì, prova Evacuo, il destro cercato, un po' di rischio adesso per il Padova, poi riesce a mettere fuori in qualche modo la difesa del Padova, fallo laterale. Adesso sì che l'Avellino si fa sentire, adesso veramente un assedio all'area avversaria, ma attenzione al contropiede. Ma ora Metrano, Ginestra di potenza, ancora Ginestra, cercava dalla parte opposta, vediamo qua Ginestra, si scusa proprio con il compagno Andrea Maniero, era il libero Maniero, sì, dall'altra parte. Sì, qui c'è da sottolineare che comunque Olivieri ha tolto una punta, non si è voluto coprire, ha messo in campo un'altra punta, evidentemente Olivieri. Tanto vediamo qui il replay, ci propone Mazzone, veramente. sì. Vi annuncio che si sta togliendo la tuta anche Cristian Lagrotteria, quindi è possibile che rientri l'italo argentino. Statuto De Franceschi allarga nella zona di Zecchin, questa volta c'è un anticipo di Ametrano che poi serve Rastelli, vanno a fronteggiare, allora lascia il pallone questa volta per Evacuo, nuovamente Ametrano, pallone in profondità, non c'è il fuorigioco, il colpo di testa tentato da Mariniello, poi fuori Rastelli, era al limite dell'area da quel lato, però è andato a chiudere anche Montesin. Prova Avellino che prova a ripartire, Fusco all'indietro per Puleo, adesso si alzano anche i difensori della squadra di Cuccureddu, Ametrano
sta movimento Rastelli che riceve, deve portare via un giocatore, si tratta di Florino, ancora Rastelli, è buono il passaggio per Fusco sul secondo palo, Evacuo non ci arriva, mette fuori Antonioli, pallone ancora là, adesso un po' di rischi per il Padova, con l'Avellino che prova a recuperare la partita. Sì, adesso l'Avellino veramente sta giocando, ha molto migliorato, cerca veramente di riaprire la partita. Pallone ancora al limite dell'area, riesce a uscire adesso De Franceschi, serve Ginestra, è libero ancora De Franceschi, scambiano i due, Ginestra, De Franceschi, a chiudere da quel lato c'è anche Maniero, allora ancora Ginestra, prova la soluzione di potenza, Ginestra carica al sinistro, sul secondo palo, sul primo palo Cecere, riesce a toccare, sfinito Ginestra, l'inquadratura... Sì, Ginestra è sfinito, io credo che se la Grotteria è a posto debba per forza togliere Ginestra, credo che Olivieri opti per Maniero punta unica con la Grotteria che gli gioca alla schiena, e questo ritornare a un modulo di qualche mese fa. Questo la Grotteria, giocatore importantissimo che si fece male appunto una sera dove eravamo a Ferrara. Ha stato riscaldato anche un giocatore nella panchina dell'Avellino. Ancora il Padova con De Franceschi, ha scambiato con Zecchini, si verrà al traversone, poi la finta, rientra sul destro, ma mette Zecchini di prima sul secondo palo e ha postato Ginestra, chiama il pallone Cecere. Come diceva Facco, l'impressione è proprio questa, che il Padova torni ad un modulo 3-1 in avanti con il solo Maniero punta e con l'inserimento di La Grotteria. Probabilmente Ginestra, che è molto affaticato, potrebbe lasciare il campo appunto all'Italo-Argentino. Sì, ma in fin dei conti anche Olivieri capisce, sa che l'Avellino sta facendo adesso la partita, però sa anche che ci saranno tanti spazi nel contropiede, perciò non vuole privarsi di giocatori che possono giocare dalla metà campo in su. Morbido Cinelli, dentro per Fusco, il pallone però viene messo fuori questa volta da Antonaccio, un bel colpo di testa di Ginestra, cercava la torre per De Franceschi, non può arrivarci Moretti, serve il pallone a Montesin, va a chiudere dentro Evacuo, il movimento di Evacuo va a tagliare anche Biancolino, però ancora una volta Mariello in anticipo col destro mette fuori, recupera Puleo, riparte dietro l'Avellino, si fa vedere Cinelli, preferisce invece il lancio lungo sulla destra in zona Rastelli, sbagliato però allora Florindo, esce fuori Statuto, chiede palla, riceve lui, si propone, in avanti Ginestra, forse toccato duro, norma del vantaggio e poi fischia adesso il direttore di gara. È stato toccato a centrocampo, si va a scusare Andrea, deve stare attento perché è già ammonito il numero 5 dell'Avellino, rivediamo qui su Ginestra, si interessa del pallone, cerca le gambe. Sì, è arrivato in ritardo, c'è anche un po' di stanchezza. Dobbiamo sottolineare la prestazione di Statuto, è giocatore molto importante, specialmente nella gestione della palla, è lui che dà il ritmo e i tempi alla propria squadra, giocatore esperto. Tanto si prova il cambio, eccolo qui, forse avverrà adesso. No, hanno chiesto di aspettare ancora un altro. attimino. Presidente Cestaro in panchina, il presidente del Padova Cestaro ha proprio incoraggiato La Grotteria che entrerà fra pochi istanti. Ma La Grotteria è un giocatore importante perché sa tenere palla, potente. Ecco, il cambio scatta adesso. Sa sfruttare, eccolo qui. Come dicevamo, appunto Ginestra fuori e entra La Grotteria. Esce quindi Ginestra, l'autore del secondo gol, tra gli applausi del pubblico. Rientra La Grotteria. Giocatore, come dicevamo, importantissimo nello scacchiere di Renzo Olivieri. Marco, se sei d'accordo cerco di farmi dare Ciro una battuta da Ginestra. Come no, vai. Allora Ciro, grande ennesima prestazione positiva, un altro gol, sei arrivato a quota 6, insomma questo Padova rientra. Attenzione perché non c'è il fuorigioco, ancora la possibilità, il tiro, Maniero di testa, 3-0, il gol di Maniero. Avellino in ginocchio, sì, contropiede ancora. Squadra che veramente ha sfruttato al massimo gli spazi concessi, ormai un Avellino che era tutto in avanti, e questi sono poi i risultati. Un Avellino che nel primo tempo è una squadra corta, adesso si è allungata al massimo, è partito di nuovo. Ed è proprio La Grotteria, appena entrato ha cercato subito l'assist, l'ha trovato, l'assist vincente per Maniero che ha depositato al 26esimo il gol del 3-0, lo sguardo di Ametrano totalmente attonito il giocatore dell'Avellino. Vai pure Stefano. Allora, innanzitutto c'è da segnalare un'ennesima sostituzione nell'Avellino, sta per entrare Vanin, mi pare, sì, Vanin, non so adesso chi
chi sostituirà, ma qui con Ciro Ginestra abbiamo assistito appunto al terzo gol di Maniero che chiude praticamente questa partita. La conferma che questo Padova stasera è di nuovo in zona playoff, a questo punto ci dovete credere. Sì, ci credevamo anche prima della partita. Questa è una partita difficilissima, lo sapevamo, credo che stiamo facendo una grande prova e stiamo meritando il vantaggio di 3 gol, ecco. Sesto centro tuo, quindi la conferma che il Padova ha fatto un grande acquisto a gennaio. C'era bisogno dei gol di Ginestra per ritornare a galla? Ma io credo che i miei gol sono frutto della squadra, del gioco della squadra che mi mette in condizione di far benissimo e io faccio il mio lavoro, quindi sono contento dei miei 6 gol, ma sono contento soprattutto che il Padova ritorna nella zona playoff. A voi la linea. Si cambia, esce Biancolino. Eccolo qui, esce Biancolino, entra con il numero 15 Vanin, quindi esce Biancolino, autore di 3 reti quest'anno. Il numero 9 Raffaele Biancolino è stato in B con il Venezia, in D aveva il suo record di gol, 19 reti, ed esce oggi. Ha cercato in qualche modo di dar fastidio alla difesa del Padova, ma il Padova sta giocando veramente bene in tutti i reparti. Ancora il recupero Zecchin, poi Statuto, si allarga Antonioli, riceve da quella parte, c'è anche uno De Francesco, autore anche lui una prova maiuscola fino a questo momento, che va a sostegno sulla destra. Il movimento di Maniero, riceve invece De Francesco, chiusura Moretti. Allora riparte ancora Romondini con calma, 3-0 per il Padova, mantiene il possesso palla la squadra di Olivieri. Ancora Antonioli, la Grottari va a stringere al centro, di prima invece De Franceschi a cercare Maniero, fuori misura però il suo passaggio, il pallone finisce sul fondo. Bel Padova. Sì, bel Padova, adesso sta sfruttando al massimo gli spazi lasciati dall'Avellino, un Avellino che veramente ha trovato una serata veramente storta, una squadra che avevo visto molto meglio in altre occasioni, ma così anche il calcio. Subito il primo gol, hanno cercato di pareggiare, nel frattempo si sono sbilanciati e il Padova ha avuto l'opportunità appunto nel contropiede di andare a rete. C'è stato il quinto gol di Maniero intanto in questo campionato, poco fa Massimiliano Masson, intanto qua ridiamo il fallo su Statuto, da dietro Montesin, poi anche Moretti qui colpisce con un calcio il centrocampista del Padova. Tanto Massimiliano Masson poco fa vi inquadrava, i tifosi dell'Avellino comunque impagabili perché continuano a saltare, a mettere tutto il cuore per la propria squadra. Saranno all'incirca 300-400 arrivati fin qui. Sì, per quella che si va profilando, poi per carità manca un quarto d'ora nel calcio, non è mai detta l'ultima parola, si va profilando comunque una brutta sberla per l'Avellino perché rimane a meno 4 dalla capolista Rimini. Ancora intanto Maniero, questa volta Cecere sceglie bene il tempo, riesce ad agguantare il pallone quando siamo al 30esimo in corso, 3-0 come detto. Bella gara, bel secondo tempo. Terza sostituzione per il Padova in vista, entra Manetti. Tanto zoppica anche a Medrano, il problema è che ha effettuato tutte e 3 le sostituzioni l'Avellino, rimane anche a terra il numero 7 della squadra irpina, eccolo qui, un po' di problemi per lui. Ecco che Zecchin lascia il campo a Manetti. Bravo anche Zecchin, è stato importantissimo tatticamente questo giocatore. Entra quindi Alessandro Manetti nel Padova, esce Zecchin, il numero 11. Entra Manetti anche lui, scuola Lazio nell'89-90, ha cominciato da quelle giovanili, ha giocato poi una vita in Serie B, 27 presenze in Serie A con il Verona nel 97 per il neoentrato, poi nel Genoa ben 4 anni di Serie B, dopo come detto i 7 passati a Verona, 2 anni nel Venezia. È rientrato Raffaele Medrano, avete visto ora nell'inquadratura. Non mi sembra in perfette condizioni però. Dentro ha anticipato Montesin di testa, poi la Grotteria va a svettare, ancora la Grotteria, scambia con Maniero, il numero dell'argentino, il corridoio cercato per Maniero, Andrea in difficoltà, ancora Maniero fa fuori Cecere, Maniero forse è distante, così è, il pallone finisce fuori, non trova il poker con Maniero il Padova, ma ancora un contropiede fulminante. Contropiede fulminante, forse qui aveva anche il tempo, tanto brucia sullo scatto il giocatore d'Andrea, salta il portiere, poi qui forse avrebbe potuto anche tenere palla e fare gol di destro, ha voluto calciare di sinistro, non ha chiuso bene l'angolazione della caviglia. Vanin dentro, cerca Evacuo che ha controllato però con un braccio
Marco, c'è da dire che, sì, scusa se ti interrompo, che a Metrano è claudicante parecchio, ha problemi, detto, insomma, da un po'. Ecco, è in campo praticamente con grossi problemi fisici, ha avvertito Cucureddu che è proprio male alla caviglia, credo che sia la caviglia destra. Il premio per Metrano, qui vediamo che va proprio a parlare con il entrato del Padova Manetti, del numero 15, che va a posizionarsi a sinistra. Ecco, sì, difatti adesso Cucureddu ha cambiato, esatto, ha messo Fusco perché appunto il nuovo entrato Manetti. Sì, comunque un passo più veloce a Metrano non ce la può fare. A Metrano Zoppi che ha portato Fusco esterno di difesa a destra. Toccato duro la Grotteria da dietro da Moretti, che forse viene graziato dall'arbitro, doveva starci anche il cartellino giallo, si avvicina comunque al numero 3 Ciampi e non lo grazia, eccolo qui. Secondo ammonito della gara dopo D'Andrea, anche Moretti finisce sul taccuino del signor Ciampi. Vincenzo Moretti, nato a Caserta nel 76, è stato 4 anni con la Casertana, in Serie B, 38 partite, 32 reti. Ha giocato anche nel Martina. Pallone dentro, pallone però è stata proprio la Grotteria che sorride ad aver commesso farlo. La Grotteria, che lo ricordiamo, ha giocato anche nel Palermo in Serie B, giocatore stava sempre di grandi prospettive, un giocatore che comunque queste prospettive le ha anche confermate. Sì, questo è un giocatore importantissimo tatticamente, un giocatore che fa la seconda punta, può giocare dietro alla punta, una punta centrale, può fare il centrocampista e il trequartista, un giocatore fisicamente messo bene ma anche di qualità, un grande spessore tecnico. Evacuo per Rastelli, controllato però da Mariniello, allora Rastelli prova a farlo fuori, serie di finte, ancora Rastelli, va via due avversari, il secondo è Romondini, poi fuori, dentro Cinelli il tentativo di Ametrano e sotto porta poi arriva il gol di Montesin, la rete di Montesin che accorcia le distanze per l'Avellino. 3-1 a 10 minuti dal termine, il gol dell'Avellino. Sì, c'è stata un calo di concentrazione da parte del Padova. Qui vediamo che si fanno sorprendere da questa mezza punta di Montesin che mette la palla in mezzo alle gambe al portiere Colombo. Attenzione, difatti ho visto Olivieri abbastanza arrabbiato perché con questa squadra qua, mai dire mai, l'Avellino è una squadra che non molla mai, anche se effettivamente adesso con Ametrano che vedo continuamente zoppicare dalla parte destra. Moretti lungo per Evacuo, il colpo di testa di Florindo che mette in calcio d'angolo, adesso un po' in affanno il Padova dietro. Sì, c'è Olivieri che si agita parecchio perché non tollera, si è arrabbiato moltissimo per questa disattenzione difensiva. Ha ragione. Montesin intanto per il calcio d'angolo, sale anche Puleo, si va a vedere anche D'Andrea, buon colpitore di testa. Sul primo palo rimane Ametrano però al vertice dell'area, a stringere invece dentro c'è Puleo, sul secondo palo citato poi invece fuori Moretti che tenta di scagliare il sinistro, il pallone è ancora lì, a terra Ametrano, Puleo dentro, il colpo di testa, il secondo gol, attenzione, riapre la partita clamorosamente Evacuo, il gol di Evacuo, il Padova sbanda 3-2. Attenzione, questa è una squadra che non molla mai, l'avevamo detto, basta che abbassi un po' la guardia, gli hanno fatto 2 gol in 3 minuti, vediamo che Olivieri comincia a guardare l'orologio. E questa è una partita che si è riaperta, qui ci poteva stare anche un fallo a terra, di qua rigore. vediamo Puleo, va a cercare perfettamente Evacuo solo, è molto una solo. Difesa allo sbando, una difesa che era stata impeccabile fino a qualche minuto fa, adesso ha preso 2 gol incredibili. Ecco qua, rivediamo, stiamo le reazioni anche in panchina velocemente con Stefano e De Stefano. Niente, c'è praticamente grande agitazione sulla panchina del Padova proprio perché 2 disattenzioni clamorose della difesa, di una difesa che si era comportata benissimo fino a 5 minuti fa, hanno riaperto questo match, quindi tutti sono schizzati in campo, c'è Olivieri che sta agitandosi moltissimo, mentre dall'altra parte Cucureddu è impassibile, direi che si era arrabbiato prima, adesso è ancora più come dire, arrabbiato ancora, forse perché ha visto un Avellino reagire come avrebbe voluto lui, ma magari tardivamente rispetto a quello che è il contesto della partita. Non so quanti minuti manchino ancora da qui alla fine, ma mancano 9 più recupero. Attenzione quindi intanto a Florindo.
cambia passo, cambia anche direzione dentro, il pallone però viene intercettato a metà campo. Può ripartire allora ancora Evacqua a servire Fusco. Toccato duro questa volta da Antonaccio, che commette fallo, il calcio di punizione quindi per l'Avellino quando siamo giunti al 37esimo in corso. Rivediamo qui Fusco, lo aggancia Antonaccio, il calcio di punizione. Come detto 3-2, 5 gol, una bella partita finora. Intanto Ametrano, poco fa pescato da Massimiliano Mazzon a bordo campo, continua a farsi medicare la caviglia, a rimanere in campo stoicamente. Ametrano proprio che va a discutere con Ivone De Franceschi. Vediamo, si spingono i due, arriva Ciampi che porta via Maniero, sì, porta via Maniero. Moretti intanto allarga, va Montesin lungo, il pallone fuori ancora una volta da Antonaccio. Adesso il Padova cerca di allontanare il pericolo, stacca Maniero, lui però che commette fallo su Moretti, quindi il calcio di punizione. Nel calcio la concentrazione è tutta, è mancata un po' di concentrazione, la squadra ha subito 2 gol, adesso la partita si è riaperta, adesso diventa difficile. Vediamo un Padova che si sta difendendo e un Avellino che ha trovato con i 2 gol delle risorse che non sperava. Non aggancia intanto la Grotteria, il suggerimento di Maniero. Può ripartire allora ancora una volta Fusco per Ametrano col destro dentro, il pallone però intercettato da Romondini che mette fuori. Prova a tenerlo in campo Manetti, non ci riesce, fallo laterale, chiede il pallone a Metrano. Poi rimane ancora Fusco, lungo, a cercare da quel lato Maniero che si è spostato adesso a destra, poi nuovamente un campanile, Cinelli, il colpo di testa di Romondini a mettere fuori, cerca di allontanare De Franceschi, tocca a lui, il pallone è recuperato da Cinelli, ora ci crede l'Avellino che prova a spingere, Moretti, ancora Moretti, c'è Romondini che va in interdizione, pallone allora fuori per Montesin col destro a cercare Evacqua, esce Colombo vuoto, ancora un pericolo per la porta del Padova, ancora l'Avellino con Fusco che adesso ci crede, il pallone era sotterra, tocca a Statuto, Manetti poi alza un campanile però nella direzione sbagliata, troppo a centrocampo, va alla Grotteria con grande classe, deposita il pallone sul piatto di De Franceschi che poi allarga per Romondini, Moretti in copertura. Si a vedere Antonioli che prova a scattare, non viene mollato però da Rastelli Romondini, allora è costretto a tornare sui suoi passi, ancora De Franceschi a centrocampo. Con calma adesso il Padova cerca di uscire Florino, Ametrano zoppica vistosamente, non ce la fa a stare in campo ma è costretto a rimanere perché ha esaurito tutte le sostituzioni d'Avellino. Intanto qua vediamo che va a dire qualcosa Ciampi a Olivieri. Stefano. No, ha richiamato i giocatori della panchina, sì, perché qui erano tutti scattati. Certo, il Padova l'impressione che... Guarda intanto nervosamente l'orologio, giustamente Olivieri, quando siamo al 39esimo. Dicevo che l'impressione che si vede qui dopo da bordo campo è quella di un Padova che è stato letteralmente paralizzato, oltre che dai suoi errori, anche dalla paura di vedersi raggiungere da una squadra che non ha più nulla da perdere, che ovviamente si sta buttando all'assalto della porta di Colombo, e quindi un Padova che è estremamente impaurito, forse anche nelle giocate più semplici. Toccato duro intanto Maniero da dietro. In teoria adesso il Padova dovrebbe cercare il mantenimento della palla, però qui ci vuole personalità per fare questo tipo di gioco. Toccato duro da Vanin, calcio di punizione quindi per il Padova che può far passare un po' di tempo, respirare un po'. Sul pallone c'è Ivone De Franceschi, la Grotteria che defalla, colpo di testa però di Fusco a metter fuori, anche perché era finito in fuorigioco. Ma sai, tenere palla è quello che ti viene facile sul 3-0, ti viene molto più difficile sul 3-2. Moretti, sa vedere Evacqua in profondità per lui, il colpo di San Marinello in anticipo, un'ottima scelta di tempo, Romondini poi raccoglie, allarga ancora una volta per Manetti, toccato ancora duro da Manin, al secondo fallo potrebbe scattare quest'volta l'ammonizione per il numero 15 dell'Avellino. Vediamo cosa decide Ciampi, rimane a terra Manetti, poi si rialza, va a bere anche De Franceschi accanto alla propria panchina. Abbiamo rivisto il fallo proprio su Manetti da parte di Vanin, calcio di punizione, Statuto sul punto di battuta, si rialza comunque Manetti, va a prendere posizione sulla sinistra, dietro ci sono Maniero e la Grotteria, va verso il pallone la Grotteria, riesce invece ancora De Franceschi, Statuto, poi Romondini alza in profondità, chiama il pallone Cecere e può bloccare quando siamo al 41esimo in corso, 4 più recupero al termine di questa partita. L'Avellino vuole pareggiare, Moretti sale, Rastelli, nuovamente Moretti, si a vedere anche Ametrano, allora Rastelli gestisce il pallone, lo gira poi per Cinelli che allarga per Fusco, riesce in qualche modo Vanin, Fusco alza la testa e traversone sul secondo palo, chiama il pallone Colombo, sicuro, esce.
Sì, molto bravo Colombo, ha visto la traiettoria, è arrivato, attenzione, contropiede, si alza la bandiera al secondo assistente. Hanno rischiato qualcosa, è così che si deve fare quando giochi in pressing, devi giocare alzando la difesa, la linea della difesa. Ancora Moretti molto attivo, il terzino sinistro dell'Avellino in questo secondo tempo. Calcio di punizione per l'Avellino, toccato Evacuo in maniera fallosa. Vediamo che non è d'accordo Mariniello, tant'è comunque che ha deciso l'arbitro Ciampi. Rivediamo nel replay. Sì, sembra falloso il contatto tra il difensore del Padova e... Sì, attenzione che adesso sulla palla andrà Moretti, un mancino con un tiro molto forte. C'è anche Cinelli. C'è anche Cinelli, sì. Dovrebbe battere Cinelli. Cinelli di destro e Moretti di sinistro, devono decidere chi tira. 9,15 m intanto stabiliti di distanza da Ciampi, che aspetta il fischio dell'arbitro. Parte Moretti, è lui che prende la rincorsa a sinistro di Moretti, finisce sulla barriera. Chiedeva la ripetizione del calcio di punizione Moretti perché secondo lui Manetti si è staccato prima. Sì, anche Cuccureddu si è arrabbiato molto per questo spostamento della barriera in avanti. Ma sai, quando prendi una lunga rincorsa, nel momento in cui tu fai la rincorsa sul pallone, la barriera cammina e il mezzo metro te lo guadagni, se non di più. Tanto cade a terra Rastelli ma si rialza, il fallo laterale ancora Puleo, poi lascia a Moretti. Quando siamo al 43esimo in corso, ancora le speranze dell'Avellino che comunque si è riversato in avanti. Montesin forse con un braccio, l'arbitro è vicino, fischia il calcio di punizione. Il Padova può quindi guadagnare qualche minuto prezioso, qualche secondo prezioso. Evacuo fa cedere il pallone a Colombo, che adesso se la prenderà con tutta la tranquillità del mondo. Il Padova, quando ha subito il 3-2, adesso non riesce neanche più a fare i contropiedi che gli erano venuti molto bene sull'1-0, sul 2-0 e addirittura sul 3-0. Adesso praticamente non riescono più ad andare verso la porta di Cecere, stanno subendo. Adesso poi subentra anche la paura di subire il terzo gol e giochi solamente a spazzare e a rompere il gioco avversario. Moretti davanti il taglio di Montesin, che ora si pone come punta centrale, sono tre lì davanti, però è proprio per Montesin, anticipato, è lui però che ha commesso fallo, l'autore del gol, inquadrato adesso, ha giocato nel Napoli per 3 stagioni in Serie B, oltre 70 presenze per lui, coronato a 2 gol. Il primo a prenderlo in Italia fu l'Udinese però nel 2001, giocatore che ha siglato, lo ricordiamo, il gol del 3-1. Antonioli lungo, c'è il fuorigioco di rientro, la Grotteria dice qualcosa all'assistente Sabatini. Calcio di punizione comunque per l'Avellino. No, il fallo laterale, è uscita la palla. La Grotteria dice di giocare la palla corta, possibilmente non sbagliare e giocare sul sicuro. Moretti, il taglio dentro di Evacuo, ancora Moretti mantiene il pallone, poi in profondità cerca da quell'altro proprio Rastelli, deve mettere giù il pallone, non lo molla comunque Florindo, il pallone viene messo fuori. Fallo laterale ancora per l'Avellino quando siamo al 44esimo e 30 secondi, poi sapremo quant'è il recupero. Cuccureddu chiede di andare su tutti quanti, di lasciare solo, certo ormai rischia, è ovvio, solo Rastelli Puleo in difesa. per Ametrano col destro lunghissimo a cercare da quel lato Cinelli, non può arrivare di testa Moretti. Allora il pallone per Romanini che prova a mantenere il possesso palla adesso, allarga poi per Statuto, di prima dentro De Franceschi sui due avversari, ancora Statuto si libera a centrocampo, lo aggredisce Vanin, il pallone è buono, attenzione la possibilità per Manetti perché non c'è il fuorigioco, ancora Manetti entra in area, chiude Maniero, Manetti il sinistro, il contatto tutto regolare secondo l'arbitro. Sì, è stato macchinoso, avrebbe dovuto calciare prima. Tanto i grappi pure per Fusco che è rimasto a terra proprio nel contatto con Manetti. Nuovamente però la possibilità per l'Avellino. Deve cercare di calciare prima Mario. Sì, si è fatto chiudere nel momento del tiro. 4 minuti di recupero chiamati dall'arbitro Ciampi. Saranno quindi 4 minuti palpitanti. Cuccureddu che incita i suoi giocatori. Olivieri adesso più tranquillo, lo vediamo qui inquadrato proprio Ciampi nell'indicare i 4 minuti. Quando siamo già al 46esimo in corso va Pablo Cesar Montesin sul punto di battuta, tutto l'Avellino dentro e tutto il Padova nella propria area di rigore. Al limite c'è soltanto Maniero. Montesin col sinistro, il pallone diventa quasi un tiro in porta. Colombo però indietreggiando riesce ad agguantare la sfera. Rivediamo il replay da un'altra angolazione, eccolo qui, bravo qui Colombo. Fusco mette giù, poi dentro Sparacchia in avanti, Evacuo
fa rimbalzare il pallone, poi a rimorchio arriva anche a Metrano, però anticipato, non c'è fuorigioco, ancora la possibilità allora per Maniero, scatta la Grotteria, Maniero va all'1 contro 1, Maniero qui poteva cercare l'assist per la Grotteria che si dispera, invece ha permesso a Vanin di recuperare. Ancora Vanin, prova a salire lui, lo va a chiudere De Franceschi, Vanin, Solaccio, il colpo di testa poi di Antonioli, al contrasto con Evacuo, tutto regolare, il fallo laterale per l'Avellino, va Puleo con le mani, si propone Cinelli e riceve, allora ancora Cinelli, la Grotteria va a dar fastidio, Cinelli cade a terra, c'è il fallo, la Grotteria ha toccato il giocatore dell'Avellino, va a dire qualcosa all'arbitro. Va in attacco anche il portiere dell'Avellino, Cecere. Siamo al 47esimo in corso, quindi 2+2 al termine di fatto. Qui forse non lo tocca. No, rivedendo il replay, ringraziamo Massimiliano Masson per questo replay stretto, perché non è stato toccato, aveva ragione la Grotteria a disperarsi per questo calcio di punizione. Comunque dentro tutti, Montesin sul secondo palo, libero, in mezzo c'è anche Rastelli, attenzione. libero, Evacuo dentro, c'è anche Ametrano sul primo palo e Puleo, ancora Moretti, questa volta sbaglia, il pallone però si è mossa prima alla barriera, quindi dovrà ripetere il calcio di punizione dell'Avellino. Ha guadagnato qualche metro, sì, perché c'è stato un fallo di mano della barriera. Fallo di mano della barriera. C'è sempre Cecere, anche lui in area. Vanin e Maniero, adesso anche De Franceschi, aggiunge un uomo in barriera, questa volta Colombo. Ma non va a saltare Cecere, sta al limite dell'area. Al limite dell'area Cecere, due giocatori dell'Avellino dietro. C'è Moretti sul punto di battuta, potrebbe forse tentare il tiro da quella distanza. La rincorsa è poderosa. Il sinistro, questa volta finisce sulla barriera. Poi il fallo laterale, non può mantenere il pallone in campo Maniero. Ancora un minuto per le speranze dell'Avellino e per le speranze del Padova di portare via 3 punti fondamentali. Va a combattere Ametrano, poi spazza fuori il Padova, cerca di allontanare il pericolo, va al recupero Vanin, il pallone Cecere esce. gioca in attacco, Cecere proprio ormai è rimasto in pianta stabile, oltre, ecco adesso sta rientrando. Quindi la porta è sguarnita, l'Avellino, quindi intervento di statuto, dentro ancora Moretti, arriva Rastelli, ancora Rastelli, si aggiusta il pallone, il suo traversone dentro, toccato da un difensore del Padova, poi non frena la sua corsa Cinelli, viene ammonito dall'arbitro. Terzo ammonito della gara, Cinelli dopo D'Andrea e Moretti. Sorriso qui di Ciampi, forse potrebbe recuperare 30 secondi ulteriori, allora l'arbitro, almeno da regolamento, se nel recupero c'è una munizione si possono dare 30 secondi in più. Si può darsi anche che le dia, ma credo che su questa azione sono spente un po' ormai le possibilità di un Avellino che ha giocato per 3/4 di partita non bene, però poi dopo è uscita la voglia di questa squadra di non perdere, ha cercato in pochi minuti e finisce quindi. Sentiamo Stefano Edel a bordo campo, andrà a intercettare credo gli allenatori. Vedo Renzo Olivieri, vai pure Stefano. Allora Renzo, una partita che avevate comandato tranquillamente fino a 3/4 della ripresa, poi cosa è successo? 2 gol su mischia, loro sono bravi, sono forti in queste cose e dopo abbiamo finito una partita dominata sul piano del gioco, dell'occasione da gol. Un peccato aver sofferto così, però sono 3 punti importanti. Ecco, sono 3 punti che consentono al Padova di rientrare finalmente dopo tanto tempo in zona playoff. A questo punto bisogna continuare e cercare di migliorare, basta. Ho sentito quelle che erano allora, le vado a cercarmi indicazioni di ieri, sì, se Cucurello è in campo, lo vedo in campo, se ce la fai Stefano, chiaramente sarà anche, direi giustamente nervoso di aver perso forse una grande possibilità. Ancora velocemente perché poi come dobbiamo chiudere in maniera rapida. Eccolo qui. Eccolo Cucurello, vai, una domanda al volo anche con Cucurello. Allora eccolo qui, chiedo al cameraman di inquadrarmi qui in fondo sul campo. Vai allora, Stefano, vai, non ti preoccupare, vai. Vi siete svegliati tardi. Questo che abbiamo preso dei gol secondo me evitabilissimi, non si può fare sempre fuori gioco quando non l'abbiamo mai provato, quindi sono disattenzioni che si pagano caro, si può prendere 3 gol in questo modo qua. A questo punto è compromessa la corsa al primo posto secondo lei? Dipende cosa fanno gli altri. Adesso siamo a 4 punti, vediamo. Un Padova che ha meritato nel complesso la vittoria secondo lei? Nel complesso sì, però abbiamo fatto dei regali anche noi. A te la linea Marco. Grazie Stefano Edel, ringraziamo da subito il collega Stefano Edel per il contributo a bordo campo, grazie Stefano. Giro velocemente Mario la domanda a te.
Stefano l'apposta al Cuccureddu. È tardi, 4 punti non sono molti, certo si perde terreno da Rimini. C'è 4 punti, non dobbiamo dimenticarci che Rimini c'ha ancora da giocare una partita di recupero. Certo, questa è una sconfitta pesante, ha ragione Cuccureddu, hanno preso 3 gol incredibili dando veramente delle praterie. Intanto qui vediamo. Intanto il primo gol di Greco qua su perfetto assist di Zecchin dalla sinistra dopo una combinazione in chiusura di triangolo con Ginestra, tutta la gioia di Greco. Allora siamo in chiusura 3-2 quindi per il Padova, che avanza in maniera direi ottima in zona playoff. Direi proprio di sì, qui è un altro contropiede del Padova. Effettivamente il secondo gol di partita importante per il Padova, non per l'Avellino, che stasera devo dire non ha giocato una grande gara, si è svegliata troppo tardi, ha dimostrato comunque di essere una squadra che non vuole perdere, perché di avere carattere comunque, di avere carattere, però ha ragione il suo allenatore. 3 gol presi da una difesa forte, che si era dimostrata forte fino a stasera. Non si può fare sempre il contropiede, e comunque una partita importante per ambedue le squadre. Allora siamo veramente in chiusura, è tutto, ricordiamo il risultato: Padova batte Avellino 3-2. Da Marco Lollobrigida e Mario Facco. Vi saluta anche Massimiliano Mazzon dalla regia, assieme a lui tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa diretta. Grazie per essere stati con noi. Io posso tornare a Saxa Rubra al coordinamento giocatore.